nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone. Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 7 maggio. Come al solito le agenzie, l'Ansa.it apre sul caso Siri, inchiesta su Stabile a Bresso. La Lega dice Conte non è più arbitro, indagine a Milano nei confronti del sottosegretario Siri per una palazzina acquistata con un mutuo contratto con una banca di San Marino. Dice Luigi Di Maio, voteremo per la decadenza, non capirò mai perché Salvini lo difende. Romeo, il capogruppo leghista al Senato, il premier è sbilanciato sul Movimento 5 Stelle, la replica, ho accettato di fare il Presidente del Consiglio e non l'arbitro, e il ministro Salvini contestano un mutuo, è un reato di tutti gli italiani. Che però non si riforniscono, va detto, a San Marino normalmente, mentre in Birmania rilasciati giornalisti Reuters, i due giornalisti dell'agenzia di stampa Reuters, Va Lone e Kyaw Soe-o, condannati in Birmania a 7 anni di reclusione per aver diffuso documenti di Stato sui crimini delle forze armate contro i Rohingya, una minoranza musulmana, sono stati rilasciati, lo ha reso noto ieri l'autorità birmana, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, il funzionario di Palazzo Chigi trovato morto a Parigi. È giallo, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, a proposito di un funzionario della Presidenza del Consiglio trovato morto a Parigi con una ferita al mento a terra nei pressi dell'hotel in cui risiedeva. Secondo fonti dell'ambasciata italiana si tratta di morte per cause naturali. Secondo il sito online del settimanale Le Point, il funzionario Massimo I, 50 anni, era un membro dei servizi segreti. Stando a fonti diplomatiche italiane, si trovava a Parigi da giorni per partecipare a un corso di lingua. Il funzionario della presidenza, che era a Parigi dal 3 maggio, risiedeva in un hotel di Montmartre, è stato ritrovato nella notte fra domenica e lunedì vicino all'albergo, riverso nel sangue uscito dalla ferita e nel vomito. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. La polizia avrebbe ritrovato in cassaforte una chiave con un codice, una busta con 85 biglietti da 20 euro, una chiavetta USB, un adattatore per carta memoria SD e una carta memoria. Il commissariato locale e la scientifica hanno effettuato le prime verifiche. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, Royal Baby, la gioia di Harry, sono fiero di Meghan, è nato un maschietto, 7° nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo William e i suoi 3 figli e lo stesso Harry. Royal Baby vicino al trono ma non troppo, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. E poi Salone del Libro, la polemica sull'editore Altaforte, l'antifascismo è il male del paese, dice lo stesso editore vicino a casa Pound. Polemiche, dimissioni, defezioni alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di Torino che si inaugura il 9 maggio per la presenza tra gli espositori del Lingotto,
della casa editrice neofascista Altaforte, ma si mobilita anche la comunità di lettori, scrittori e editori che saranno al Lingotto. Nasce l'hashtag Io vado a Torino ed è subito trend topic. Io sono fascista, l'antifascismo è il vero male di questo paese, dice all'ANSA Francesco Polacchi, casa editrice Altaforte, in merito alla presenza al Salone del Libro di Torino del Marchio, vicino a Casa Pound. Eravamo pronti alle polemiche, ma non a questo livello allucinante di cattiverie, dice lo stesso Polacchi. C'è addirittura chi sui social ha scritto che verrà a Torino a tirarci le Molotov. Ci saremo perché ora è anche una questione di principio. È ancora polemica sulla presenza appunto di questa casa editrice al Salone. Al Salone ci saremo, dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Torino, perché il campo culturale non va abbandonato e per far sentire la voce dell'antifascismo oggi più che mai. Di certo non abbandoneremo il campo, dice la sindaca di Torino Chiara Appendino, perché le idee si combattono con idee più forti, le nostre idee ci saranno, insieme alle nostre ce ne saranno tantissime altre. Questo per quanto riguarda il Salone di Torino. Altaforte, editore anche del libro di Chiara Giannini su Salvini. Chiara Giannini oggi scrive in prima pagina sul Giornale quello che pensa. Intanto sempre dall'ANSA Stati Uniti, dalla Cina passo indietro su Intesa, dazi al via da venerdì, le borse affondano, Milano la peggiore. Poi la figlia di Moro scrive al Papa: no alla beatificazione di mio padre, Maria Fida Moro, un appello a Papa Francesco per interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro. È stato fatto dalla figlia Maria Fida in una lettera che chiede chiarezza e attacca spiegando come il processo sia stato trasformato da estranei alla vicenda in una guerra tra bande per appropriarsi della beatificazione, strumentalizzandola a proprio favore. Ci sono infiltrazioni anomale e ributtanti da parte di persone alle quali non interessa altro che il proprio tornaconto, scrive la figlia di Aldo Moro. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, 43 anni sono passati dal terremoto in Friuli, il Friuli distrutto dall'Orcolat, quasi 1000 i morti. Fedriga, la reazione del popolo è un insegnamento, dice il presidente leghista della regione. 43 anni, la sera del 6 maggio 76, in Friuli la terra tremò, venne giù tutto. Soltanto il mattino dopo si compresero le proporzioni della devastazione. Si era svegliato l'Orcolat, l'orco, il terremoto. Subito cominciò la solidarietà con centinaia di giovani che raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma. Il giorno dopo arrivò Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario nominato proprio da Aldo Moro. Sul campo rimasero quasi 1000 morti, un terzo della regione devastato. Da quella devastazione nacque un modello di ricostruzione. Il 6 maggio, dice il presidente Fedriga, si celebra ogni anno anche un popolo che da quelle macerie ha saputo risollevarsi con le proprie forze, un insegnamento che dobbiamo conservare come patrimonio dell'intera comunità regionale, dice ancora Fedriga. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, da Napoli, la sparatoria, in un video il killer scavalca il corpo della bimba, spara tra la folla, per 2 volte passa sopra a Noemi, ferita ai polmoni, e riversa sull'asfalto. Salvini ieri all'ospedale Santo Bono, al capezzale della piccola, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Mentre a Istanbul si rivota, cancellata la vittoria dell'opposizione. La ripetizione del voto amministrativo a Istanbul si svolgerà il prossimo 7 luglio, lo ha stabilito la commissione. Poi allarme dell'UNESCO, una specie su 8 rischia l'estinzione, c'è tempo per agire se si riduce lo sfruttamento del pianeta. E ancora in primo piano, trattativa Stato-mafia, il procuratore generale chiede 9 anni per l'ex ministro che era stato assolto in primo grado, Calogero Mannino. La Procura Generale ha chiesto invece la condanna a 9 anni di carcere per l'ex ministro democristiano, imputato di minaccia al corpo politico dello Stato nel processo d'appello trattativa Stato-mafia. Era stato assolto in primo grado, ha scelto il rito abbreviato e giudicato separatamente rispetto agli altri imputati. La richiesta che l'accusa ha avanzato, dice Mannino, è priva di fondamento. Se prova v'è, è quella di una pretesa pregiudiziale e fantasiosa. Così l'ex ministro reagisce alla notizia della richiesta di 9 anni in secondo grado, mentre Berlusconi dice sto bene, farò la campagna elettorale. Ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato dal 30 aprile per una occlusione intestinale. E intanto la Cassazione ha stabilito che la visita ginecologica senza consenso è reato, annullando l'assoluzione di un ginecologo che aveva visitato in modo invasivo 3 giovani donne senza chiedere il loro permesso. Diamo uno sguardo rapido anche all'ADN Kronos dopo l'ANSA, adnkronos.com, sullo 007 italiano trovato morto a Parigi. L'uomo aveva una ferita sanguinante sotto al mento. Poi c'è Siri, l'inchiesta
sull'acquisto della palazzina, il Salone del Libro di Torino delle polemiche e poi ancora Casa Popolare a un Rom, proteste a Roma, Casalbruciato, presidio di alcuni abitanti del quartiere romano contro la decisione di assegnare l'alloggio a 14 membri di una famiglia provenienti da Campo La Barbuta, mentre Raggi attacca Casa Pound. Diamo uno sguardo anche all'agenzia AGI prima di andare alle pagine Facebook dei due vice premier. Come al solito il governo cerca una via d'uscita dal caso Siri, titolo d'apertura dell'AGI.it, Trump che rompe la tregua sui dazi e le borse tremano, e la ripetizione del voto amministrativo a Istanbul. Erdogan aveva perso, adesso si rivota, mentre la Silicon Valley è sempre meno americana, scrive ancora Massimo Basile in prima pagina su agi.it. Crescono i capitali sauditi e cinesi nelle aziende tecnologiche della Baia di San Francisco e qualcuno sta iniziando a preoccuparsi. Mentre ancora in primo piano c'è un altro articolo di Luca Attias, come passare da un'emergenza digitale a una repubblica digitale. Al Digital Days Attias spiega perché l'agenda digitale è in ritardo, come si può ripartire. Poi un'intervista video a Giulia Bongiorno che scommette su una pubblica amministrazione digitale entro 5 anni. Adesso andiamo a dare uno sguardo alla pagina Facebook di Matteo Salvini. Sulla castrazione chimica il 60% degli italiani favorevoli e poi sono guarito, avete fatto una magia, dopo il trapianto il piccolo Alex sta bene, buona vita, buona fortuna Cucciolo, gli augura il ministro dell'interno, che quest'oggi è in Lombardia tra Concorrezzo, Monza e Brianza, Giussano e Pavia, dove si vota. Poi la diretta su Rete 4 in collegamento da San Giuseppe Vesuviano. Pietrelcina nella città natale di Padre Pio, con emozione il presidente, il ministro dell'interno. La piazza di San Giuseppe Vesuviano, 20 minuti, l'abbiamo già detto. Sabato 18 Piazza Duomo, sabato 18 maggio, ricorda Matteo Salvini, e poi sono stato contento di sentire che un ministro fosse vicino a un cittadino in un momento così difficile. Ascoltate, dice Salvini, l'incredibile racconto di Andrea, un ragazzo ingiustamente indagato per aver ferito uno dei ladri che erano entrati in casa sua. Da ministro mi sono sentito in dovere di sentirlo per ribadirgli la mia vicinanza. La nostra legge sulla legittima difesa serve anche e soprattutto per evitare situazioni come queste. Sempre dalla parte di chi si difende. Corrado Formigli, 13 minuti di intervista a questo ragazzo. Salvini muori, Salvini appeso, spara a Salvini. Sapete per quale motivo mi minacciano di morte? Perché dopo anni di mangiatoie per i furbetti dell'accoglienza e i trafficanti di esseri umani, la pacchia è finita. Io però non mi fermo e vado avanti sempre più forte, scrive Salvini. E ancora dalla sua pagina Facebook scorriamo rapidamente ad Aversa. Guardate che colpo d'occhio, non smetterò di ringraziarvi. Mentre diamo uno sguardo anche alla pagina di Luigi Di Maio, prima di andare ai quotidiani, sempre in TV, seguitemi stanotte in TV, Povera Patria. Ieri sera c'era Luigi Di Maio, poi la diretta da Monterotondo, poi vediamo cos'altro c'è di interessante sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio. In questi giorni tante famiglie e cittadini rivedono la luce in fondo al tunnel con il reddito di cittadinanza e poi quelli del PD non ce la possono fare, scrive Di Maio, è più forte di loro, ci provano ma niente, ne fanno una dietro l'altra, prima il loro nuovo tesoriere che oggi fa mea culpa sulla proposta di legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari e poi minaccia di querelarmi. Poi l'accusa di essere andato a far campagna elettorale in Sardegna con un volo di Stato. Lo confesso, all'aeroporto Capodichino di Napoli c'era un mio sosia, anzi ve la dico tutta. Ero proprio io, ma sono saltato dall'aereo di linea a quello di Stato mentre eravamo in volo a 10.000 metri d'altezza, dove ad aspettarmi c'erano ostriche e champagne. Ragazzi, quelli del PD, se non esistessero, bisognerebbe inventarli. Sono contento che continuino questa inconcludente campagna denigratoria nei miei confronti per tentare di farvi credere che io sia come loro. Li posso solo ringraziare. Con le persone con le quali sono decollato a Napoli sono pure atterrato a Olbia. Niente voli di Stato e niente champagne. C'è una foto sul profilo Facebook, in foto sono con un signore incontrato all'aeroporto di Napoli nel tragitto verso il gate, l'ho preciso per i simpaticoni del PD, prima che dicano che ho stretto la mano al pilota del mio jet privato. Sardegna terra stupenda, scrive ancora Di Maio, il servizio di Videolina non merita di essere ostaggio dei partiti. In bocca al lupo alla nostra capolista nella circoscrizione Isole, una manager preparata che serve alla Sardegna per ripartire. Detto questo, noi ripartiamo invece dai quotidiani di oggi
E andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera. 2 gli argomenti in taglio alto: la prova di forza sul caso Siri, duello Lega-Conte, il sottosegretario non si farà interrogare, Salvini parla di ferita aperta e Di Maio gli risponde: vuoi la rottura? Per Lega e 5 Stelle giorno decisivo. Il premier Conte annuncia in Consiglio dei Ministri: non andremo alla conta. Salvini difende il sottosegretario anche sulla questione del mutuo. Lo fanno tutti gli italiani, dice Salvini. Di Maio però insiste, va rimosso e Siri non si farà interrogare. Se il vice premier Salvini parla di ferita aperta, il leader dei 5 Stelle lo accusa di volere la rottura. Di spalla però c'è Trump, 72 anni, che si complimenta con un giocatore di football dell'Accademia Militare di West Point. Trump all'attacco sui dazi, borse giù, borse in calo, guerra Stati Uniti-Cina sui dazi, Trump ha minacciato di alzare i dazi con Pechino, scrive ancora il Corriere della Sera in prima pagina. Perdiamo troppi soldi, basta, ha detto il presidente americano, e Washington parla di scontro di civiltà. Poi c'è la storia del Salone di Torino, si allunga la lista di chi, dopo Wu Ming e Carlo Ginzburg, dice no al Salone del Libro di Torino, contro la partecipazione della casa editrice sovranista Altaforte che pubblica il libro intervista a Matteo Salvini. Non ci saranno Zero Calcare, Roberto Piumini, Salvatore Settis, Tommaso Montanari. Le defezioni hanno spinto molti autori ad aggregarsi intorno al Salone. Da Marco Missiroli ad Alessandro Robecchi, Silvia Ballestra, Antonella Lattanzi, molti sui social hanno rilanciato l'hashtag Io vado a Torino. Michela Murgia ha invitato i lettori a presentarsi al suo incontro di sabato. L'antifascismo, ha detto Francesco Polacchi, editore e fondatore di Altaforte, è il vero male di questo paese. Torino è antifascista, ha detto la sindaca Appendino, molto appassionante. A Genova invece l'addio alla mia casa, lo racconta Giusy Moretti, 65 anni, in via Porro, prima della demolizione. Gli sfollati del Ponte Morandi hanno 2 ore di tempo ciascuno, racconta Marco Imarisio, per prendere il più possibile di quel che resta e non tornare mai più nelle loro case. È l'ultimo atto per chi abitava in questo spicchio di Genova prima della demolizione. Un ultimo saluto a quelle mura che non rivedranno più e qualche lacrima che scivola sul volto. Andiamo al caffè di Massimo Gramellini a fondo pagina sul Corriere della Sera. L'arma disarmante è il titolo. Mi si nota di più se non vado al Salone del Libro perché lascia spazio ai fascisti, oppure se ci vado perché non voglio lasciare spazio ai fascisti. Il dilemma del pensatore sinceramente democratico è sempre il solito: come comportarsi di fronte all'uomo nero. Ieri Berlusconi, oggi Salvini. La presenza tra gli stand torinesi di una casa editrice vicina a Casa Pound passerebbe inosservata se non si trattasse della casa che pubblica Io sono Matteo Salvini, selfie del truce in forma di parole, dal titolo liberamente ispirato a Oui, je suis Catherine Deneuve. Siamo allo scontro tra 2 ossessioni: come Salvini incolpa i comunisti di qualsiasi cosa non venga fatta, specie di quelle che aveva promesso di fare lui, dove sono finiti il taglio delle tasse e l'autonomia del Nord. Così certi intellettuali che dispensano patenti di democrazia si indignano ormai solo se c'è Salvini di mezzo. È appena accaduto a Napoli, dove una parte del mondo mediatico ha cominciato a interessarsi al ferimento di una bambina quando si è accorta di poter usare la notizia per scagliarla contro il ministro dell'Interno. Lungi da me l'intenzione di passare per Pilato o magari per Osho, il santone, non il comico. Ma chi contrasta l'odio con l'odio rischia di fare il gioco di coloro che sulla strumentalizzazione del disagio sociale hanno impostato una strategia e una carriera. La tolleranza vigile è una forma di forza, la più lontana dal fascismo, perché è un'arma disarmante, scrive Don Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera. In prima pagina c'è anche il pezzo di Angelo Panebianco: l'inerzia non giova all'Europa, il senso di un voto, il voto prossimo per le elezioni europee del 26 maggio. A pagina 30 c'è l'editoriale di Angelo Panebianco sul voto europeo, appunto. Per quanto ciò risulti inusuale, è un fatto che per la prima volta l'Europa avrà qualcosa a che fare con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Una parte dei cittadini europei voterà pensando all'Unione, sceglierà un partito o l'altro in funzione dei suoi orientamenti in materia di integrazione europea, e in passato non è stato così. Questi temi dunque di prima pagina del Corriere della Sera. A proposito del libro di Salvini, su Salvini eccetera, come si intitola il libro Io sono Salvini, io sono Matteo Salvini, edito
dalla casa editrice al centro delle polemiche del Salone di Torino. C'è in prima pagina, dicevamo, sul giornale un articolo dell'autrice, curatrice, autrice del libro Nella bufera, il volume boicottato a Torino, Chiara Giannini. Ci sono voluti quasi 5 anni, scrive Giannini, in prima pagina su Il Giornale di stamani, per scrivere Come la sabbia di Herat, il mio primo libro. Era il 2014, decisi di mettere nero su bianco le mie esperienze di inviata di guerra. Volevo rendere omaggio ai caduti dell'Afghanistan, su cui ho messo i piedi 11 volte. Nel 2015 mi sono ammalata di cancro al seno, scrive la giornalista, e ho messo da parte il mio progetto editoriale. Quando sono guarita ho deciso di fare la cosa più naturale per una giornalista. Ho messo i miei pensieri su carta, o meglio sullo schermo di un telefono cellulare, perché il mio primo volume l'ho scritto così, come faccio con tutti i miei articoli. Ho proposto il mio lavoro a tante case editrici, nessuno lo voleva. Un giorno qualcuno mi chiede: vorresti pubblicare con Altaforte? Era una casa editrice agli esordi, piccola e ben organizzata. Ho deciso di dare fiducia a chi mi dava la possibilità di raccontare la mia storia e quella di gente morta per la propria patria. Il libro è stato un successo, l'ho presentato al Senato grazie al gruppo Lega e poi in Campidoglio e in tanti altri posti. Il direttore Sallusti ha fatto una prefazione bellissima. Avevo intervistato molte volte il ministro Salvini e da Altaforte mi propongono di fare un instant book in vista delle europee, un libro intervista da 100 domande all'uomo più discusso d'Italia. Chiedo ai collaboratori del ministro, la richiesta viene accordata, scrivo in tempo record, tra notti insonni, appesantite dall'attesa dell'ennesimo intervento post-cancro. Ne esce un libro, a mio parere equilibrato, giornalisticamente buono. Non avevo motivo di pensare che il libro Io sono Matteo Salvini, in uscita il 9 maggio, avrebbe scatenato polemiche ancor prima di essere in libreria. Mi accusano di aver pubblicato con la casa editrice di Casa Pound. Ma io, Francesco Polacchi, non l'ho mai neanche incontrato. La garanzia dell'indipendenza di Altaforte sta nei nomi degli autori che con essa hanno deciso di pubblicare i propri libri. Adriano Scianca, Francesco Borgonovo, Francesca Totolo, Ilaria Bifarini. Le prefazioni dei volumi sono di Maurizio Belpietro e Alessandro Sallusti, per i miei titoli Marcello Veneziani, Mario Giordano e altri per il resto del catalogo. Quando esce la notizia che Salvini ha pubblicato con la casa editrice di Casa Pound, mi sorprendo. Come si può strumentalizzare così? Come si può creare polemiche prima di aver letto il libro? Il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, dice che non sarà presentato. Cristian Raimo accusa i miei colleghi di essere fascisti o razzisti. E la parte buonista d'Italia si schiera contro il giornalismo indipendente, contro gente che lavora con serietà, contro il ministro Salvini, perché, lo spiego nel libro, quest'uomo solo al comando di un'Italia allo sbando è diventato capro espiatorio di qualsiasi cosa succeda nel paese, scrive Chiara Giannini. Subito si levano gli scudi della brigata antifascista, si grida allo scandalo. Nessuno tiene conto del fatto che l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di espressione. Per tutti, Altaforte è una casa editrice fuori legge? No. Salvini è un ministro fuori legge? No. Chiara Giannini è giornalista fuori legge? No. Io sono una giornalista, conclude la stessa Giannini, punto e basta. Ho pubblicato un libro con una casa editrice e non con la casa editrice di Casa Pound, punto. Leggetelo il mio libro, magari vi accorgerete che avete preso tutti una grossa cantonata, scrive la stessa Chiara Giannini, che è appunto giornalista inviata di guerra, ha scritto il libro intervista intitolato Io sono Matteo Salvini, 100 domande al ministro dell'interno, volume pubblicato dalla casa editrice Altaforte al centro delle polemiche del Salone del Libro. Sul giornale di oggi, oltre all'articolo della stessa Chiara Giannini, c'è il pezzo di Alessandro Gnocchi, Via i fasci da Torino? E allora epurate anche questi editori, autori compromessi, cataloghi sospetti, vicinanze politiche, non si salva nessuno. Zero calcare, Murgia e compagnia bella, fuga dal lingotto con 100 strategie diverse, scrive a sua volta Luigi Mascheroni. Molti scrittori protestano, ma nessuno rinuncia a vendere. Dice Altaforte, ho paura delle Molotov. Questo sul giornale. Già che ci siamo, sul giornale c'è il titolo d'apertura, Salvini accerchiato. Caso Siri a orologeria, aperta un'inchiesta su una casa del sottosegretario. Grillini scatenati, la crisi è iniziata ma sarà congelata fino alle europee. Poi c'è una notizia in prima pagina sul giornale, Giorgia Meloni ha chiamato Gianfranco Fini, questa è una bella mossa, interessante, dopo 9 anni di silenzio. Come guadagnare qualche voto alle prossime europee? Dialogo a destra. Pronto Gianfranco, sono Giorgia.
Risale a pochi giorni fa la telefonata di appeasement, di pacificazione che agita le acque a destra. Giorgia Meloni ha cercato Gianfranco Fini, così racconta il giornale in prima pagina. Un riavvicinamento che scuote la destra. La leader di Fratelli d'Italia ora corteggia l'ex capo di Alleanza Nazionale. I voti dei suoi servono a superare il quorum. I voti di chi? Della compagna? Della famiglia? Dell'ex presidente del Perugia in esilio. Il giornale mette in prima pagina poi anche la Riviera Adriatica che non trova 500 camerieri, altro che reddito di cittadinanza, e naturalmente il ritorno di un determinato Silvio Berlusconi che lascia il San Raffaele. Ho avuto paura ma adesso sono pronto per le elezioni. Ma anche Fesso, Pirla e Carogna, l'insultario grillino a Salvini. Questi sono alleati impossibili, scrive il giornale in prima pagina. A chiudere, Unicredit che lascia Facebook, abbandonerà la piattaforma di Facebook, Messenger, la controllata Instagram. La grande banca Unicredit se ne va da Facebook. Scossa social alle banche, addio fissato l'1 giugno, pesa il caso Cambridge Analytica, ma le altre banche restano. Questo è molto interessante, mentre diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, dove c'è Silvio Berlusconi, ancora tu. Secondo molti non dovevamo rivederlo più in politica, ma Berlusconi ha lasciato l'ospedale e ha annunciato battaglia. Poi c'è una cosa interessante sul Quotidiano Nazionale in prima pagina, Giorno Nazione, Resto del Carlino. I giuristi che si pronunciano sui robot sono come schiavi, un codice legislativo ispirato al diritto romano. Il padrone è responsabile del servo, in questo caso il computer, l'intelligenza artificiale. Parola di giuristi, i robot sono nuovi schiavi. Una task force sta lavorando sulla responsabilità degli umanoidi. Il diritto romano insegna. Mentre c'è la questione dello sblocca cantieri flop, resta la paralisi, veti, ritardi e burocrazia, l'ira dei costruttori, le imprese muoiono, bisogna far partire le gare. Su questo il Quotidiano Nazionale intervista il vice ministro alle infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi. Procedure più snelle, ma il Movimento 5 Stelle frena. Con i grillini è una sfida quotidiana, dice Rixi. Il decreto deve sbloccare i cantieri, non l'opposto. La lista delle opere forse non sarà all'interno del provvedimento, anche se sarebbe giusto. Sblocca cantieri alla Camera dopo le europee, l'idea è portare un decreto chiuso. Vediamo, i tempi sono questi. Guai a complicare le cose. Il decreto sblocca cantieri deve avere l'effetto opposto e su questo è una sfida quotidiana con i 5 Stelle, dice Edoardo Rixi, vice ministro della Lega alle infrastrutture. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità. L'apertura è sul caso Siri. L'ex direttore del Corriere Mieli smentisce il Corriere della Sera, scrive Maurizio Belpietro sulla prima pagina del giornale, che aveva sparato l'intercettazione farlocca, quella del leghista mi è costato 30.000 euro. L'editorialista Mieli scrive che secondo lui al sottosegretario quella tangente non è stata neppure promessa, secondo lui. Eppure la vicenda viene usata come un randello contro Salvini che aspetta il 27 maggio per la resa dei conti, scrive Belpietro. Intanto il Partito Democratico, Tafazzi, chiama Moscovici, commissario europeo agli affari economici, l'aguzzino dell'Italia per aprire la campagna elettorale. Aumentare gli stipendi e dire che Moscovici è simpatico, fa guadagnare un sacco di voti. Francesco Borgonovo si occupa degli africani che si ribellano al franco coloniale, i sovranisti africani contro il franco CFA, la Francia lo usa per renderci schiavi. Arriva anche in Italia il manifesto dell'economista senegalese Zilla, emblema della critica alla moneta neocoloniale. A centro pagina abbiamo il Salone del Libro di Torino, Daniele Capezzone se ne occupa. Per gli antifascisti illiberali è l'ora delle comiche. Si può andare a Torino o no? La foga censoria contro l'editore Altaforte finisce in farsa morettiana tra chi diserta il salone e chi ci va per resistere, cioè appunto come scrive Gramellini, mi si nota di più se vado o se non vado. Psicodramma a sinistra, si va al salone oppure no? La sfida al ridicolo degli intellettuali progressisti, scrive Capezzone. Prima invocano la censura rossa sulla kermesse letteraria, poi lanciano un surreale dibattito sull'opportunità di boicottarla, tutto pur di restare sotto i riflettori e cancellare la libertà di espressione. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda!
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Torniamo alla prima pagina del quotidiano La Verità con la polemica nel Bolognese. Il comune di sinistra spende 50.000 euro per una statua satanica, scrive Antonio Grizzuti. Il sindaco PD spende 50.000 euro per un Satana con il fallo eretto. Fa discutere l'opera dell'artista Luigi Ontani installata a Vergato presso Bologna. Un fauno dalle sembianze diaboliche tiene sulle spalle un putto e l'acqua gli zampilla dal pene, tutto pagato anche dai contribuenti. La statua è costata 150.000 euro, questo mi sembra un po' lo scandalo, un terzo dei quali usciti dalle casse comunali, il resto deriva da contributi di privati. L'autore non è nuovo a provocazioni, nel suo catalogo figurano anche un Cristo barbuto che allatta e varie raffigurazioni di bambini nudi. Comunque, sempre dalla prima pagina della Verità, se offende i musulmani il dipinto viene subito coperto, sottomissione in questo caso a Londra, i dipinti offendono i musulmani e il museo li copre. La Zaaci Gallery, costretta a nascondere alcune opere che ritraggono nudi classici accanto a versetti islamici. E chiudiamo con Marcello Veneziani. Leonardo da Vinci ci scrive che bischero quello Sgarbi, il genio rintuzza i giudizi del critico e non solo i suoi, scrive Marcello Veneziani. Fui genio venerato e assai frainteso, ma non fallito, parola di Leonardo. L'artista e inventore di Vinci risponde a Vittorio Sgarbi. Come si fa a dire che l'Ultima Cena non è un capolavoro? E replica stizzito a chi non capisce che pose le basi della moderna scienza e a chi ne infama la vita privata. Ma il primo piano della Verità è tutto dedicato al caso Siri. Gli argomenti di Conte contro Siri fanno a pugni col suo stesso governo per mettere in fuorigioco il leghista, scrive Claudio Antonelli. Il premier Conte ha tracciato una linea. Bisogna che i provvedimenti abbiano questi caratteri: generalità, astrattezza, retroattività. In base a questi criteri però sarebbero da dimissioni anche il bonus elettrico e il condono di Ischia, cari al Movimento 5 Stelle. Peraltro, scrive Fabio Amendolara, è stato aperto un fascicolo di indagini a Milano sul mutuo sospetto del sottosegretario Siri, sull'acquisizione di una palazzina. Ha ottenuto il finanziamento a San Marino senza accendere alcuna ipoteca, è la cosa interessante, mentre lasciamo la Verità e andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si occupa di Siri ma anche di altro. Intanto sopra la testata la prescrizione salva i medici che lasciarono morire Cucchi nel terzo processo d'appello. Non sarebbe scattata se 10 anni fa ci fosse stata la legge spazza corrotti adesso in vigore. L'argomento d'apertura però sono le assenze e le presenze a Camera e Senato dopo un anno di legislatura. Ecco chi lavora e chi no. Fuggi di Forza Italia. I più assenteisti sono Brambilla, Forza Italia, e il giornalista Cerno, eletto col PD. Staccano visti al 100% Bella, Accotto e Croatti, tutti del Movimento 5 Stelle. A Montecitorio Angelucci di Forza Italia presente una volta su 10, Sgarbi 3 su 10. A Palazzo Madama spiccano per diserzioni Ghedini, Craxi e La Russa. Crescono i disegni di legge approvati di iniziativa parlamentare. Nel frattempo Zingaretti, segretario PD, sconfessa Zanda, ma poi fa retromarcia. Gli stipendi sono troppo bassi. Onorevoli aumenti, il pasticcio del Partito Democratico. Zanda ritira il disegno di legge che aumentava la paga dei deputati e senatori. Il tesoriere annuncia querela a Di Maio, ma si piega alla richiesta arrivata da Zingaretti.
E poi c'è Milano che indaga sulla casa di Siri, ma c'è anche una vignetta simpatica, quella di Vauro. C'è una famigliola, moglie, 2 figli e il papà vicino alla televisione. E la domenica sera tutti davanti alla TV a guardare. Che tempo che fa. E dice il figlio: papà, ma è una palla sta trasmissione. La figlia: io dovrei finire i compiti. La moglie: io avrei da fare in cucina. E il papà: silenzio, se non piace a Salvini deve per forza piacere a noi, punto e basta. Questa non è male. Mentre Milano indaga sulla casa di Siri, ci arriviamo, ma ci sono anche i piccoli fubini che crescono. L'editoriale di Marco Travaglio. Se l'Ordine dei giornalisti e la Federazione della Stampa trovassero il tempo, fra un sit-in e l'altro, per garantire 14 milioni di fondi pubblici a Radio Radicale, se trovassero il tempo, appunto, gradiremmo un loro illuminato parere sull'ultima impresa di Federico Fubini. Il nostro vice direttore del Corriere preferito ha confessato l'altro giorno di avere taciuto una notizia sulle conseguenze mortali delle politiche europee di austerità per salvare la reputazione, si fa per dire, delle politiche europee di austerità. La notizia taciuta dal vice direttore del Corriere è l'aumento vertiginoso della mortalità infantile in Grecia, dal 2,7 al 4,2 per 1000, 700 bimbi morti in più all'anno, dopo la cura europea che tagliò le cure ai malati più piccoli e deboli. Lui lo sapeva, ma, ha confessato alla TV vaticana presentando il suo ultimo capolavoro, per amor proprio, perché l'Italia deve smettere di odiare l'Europa, il suo libro, mi sono autocensurato, ha detto Fubini, perché la notizia non fosse strumentalizzata dagli odiati sovranisti contro la sua amata Unione Europea e il suo adorato Fondo Monetario Internazionale, ma anche contro di lui, vittima di quell'ostracismo, ha detto lui, e di attacchi assurdi sui social. Vale a dire, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale affamano la Grecia, ne raddoppiano la mortalità infantile e il giornalista che fa? Anziché raccontare le conseguenze di quelle politiche da lui sempre applaudite, le nasconde ai lettori per paura che aprano gli occhi e a se stesso per paura di dover cambiare idea. Immaginiamo l'entusiasmo dei lettori del Corriere nell'apprendere che il loro vice direttore li tratta come un gregge belante e non pensante. Decide lui da quali notizie preservarli. Ma veniamo a Milano che indaga sulla casa di Siri e sui soldi alla onlus della Lega. Il tesoriere del Carroccio, Centemero, è già sotto indagine a Roma per finanziamento illecito per la società senza scopo di lucro vicina ai Padani che presiede. Sono 2 le pagine che il Fatto dedica a questa questione, con Gianni Barbacetto e Ferruccio Sansa, il primo articolo sulla grana bis per Siri, un'inchiesta sul denaro per la palazzina, 585.000 euro di mutuo ricevuto senza dare alcuna garanzia alla banca. Per il sottosegretario un finanziamento da una banca di San Marino. Anche la Procura di Milano dunque sta indagando, scrive il Fatto Quotidiano, sugli affari di Armando Siri, già sotto inchiesta a Roma per corruzione, al centro in questi giorni dello scontro tra 5 Stelle e Lega. Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, che si occupa di riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione internazionale, ha aperto un'inchiesta per ora senza ipotesi di reato né nomi di indagati sulla compravendita di una palazzina da parte di Siri, che per l'affare ha utilizzato un generoso finanziamento di 585.000 euro concesso da una banca di San Marino. La storia, raccontata dal programma Report di Rai 3, inizia il 31 gennaio 2019. Nello studio a un passo dal Duomo di Milano del notaio Paolo De Martinis, Siri firma il rogito per l'acquisto di una palazzina a Bresso, alle soglie di Milano. Sono 7 appartamenti, un negozio, un laboratorio, più alcune cantine. La mediazione immobiliare è della società di Policarpo Perini, vecchia conoscenza di Siri, per essere stato nel 2013 candidato sindaco a Bresso del partito Nuova Italia, fondato da Siri prima di arrivare alla Lega. I solai della palazzina sono acquistati dal padre dell'agente immobiliare Marco Luca Perini, presidente dell'associazione Spazio PIN, che gestisce i corsi di formazione della Lega, oltre a essere attiva nel campo dei corsi di meditazione, ipnosi e massaggio. A finanziare l'operazione la Banca Agricola Commerciale di San Marino, diretta dal luglio scorso da Marco Perotti, uomo molto vicino a Siri, che concede al sottosegretario un prestito di oltre 585.000 euro che transitano su un conto corrente aperto dal notaio
De Martinis. La palazzina è stata intestata alla figlia di Siri 25enne, a cui l'immobile è stato girato a titolo di liberalità, dunque senza alcuna imposta. La ragazza ha poi firmato una procura irrevocabile al padre a vendere l'immobile a se stesso o a terzi. Il notaio però segnala subito l'operazione all'UIF, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia a riciclaggio, che fa entrare in campo la Guardia di Finanza. Il nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle esamina la vicenda e poi manda un rapporto alla Procura di Milano ricevuto sabato dal Dipartimento guidato dal PM De Pasquale. Secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, gli organi di controllo italiani di San Marino avrebbero rilevato che l'operazione è difficilmente qualificabile come riciclaggio, perché il finanziamento della banca sammarinese è stato concesso senza alcun bene a garanzia, ma proprio per questo il trattamento riservato dall'Istituto di Credito al sottosegretario del governo italiano è da considerare, se non illecito, di certo sorprendente, perché è davvero raro che un prestito di queste dimensioni possa essere concesso senza alcuna garanzia, senza alcuna ipoteca, senza alcuna fideiussione. Il procuratore della Repubblica Francesco Greco ha garantito che ci sarà massima collaborazione tra Milano e Roma. La Procura di Roma sta indagando Siri per corruzione, la famosa accusa di aver accettato una mazzetta di 30.000 euro ricevuti o promessi dal faccendiere Arata in cambio della presentazione di un emendamento legislativo che favoriva i finanziamenti al settore eolico. Sarebbe stato utile agli affari di Arata e di Nicastri, imprenditore ritenuto in relazione col boss della mafia, Messino Denaro. Siri adesso gli contestano di avere un mutuo, ha dichiarato il segretario della Lega Salvini. Allora è un reato che stanno compiendo milioni di italiani. Sono tranquillo, possono aprire tutte le inchieste che vogliono. Gli ha risposto la vice segretaria del PD a Salvini, Paola De Michelis. A quanti italiani viene concesso un mutuo a San Marino senza garanzie? A quanti italiani viene concesso nonostante una bancarotta, una condanna per bancarotta? A quanti italiani lo stesso notaio che esegue l'operazione fa subito partire una segnalazione per sospetto riciclaggio? Il riferimento è al patteggiamento chiesto da Siri nel 2014 dopo il fallimento di una sua società per i reati di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Poi c'è questo nuovo fascicolo a Milano sui soldi alla onlus leghista, e questo è un altro capitolo, indagine su alcuni versamenti alla Più Voci di Centemero, già accusato nella capitale per finanziamento illecito, non solo da Roma. Alla Lega stanno per arrivare nuove grane. Sulla associazione Più Voci, presieduta dal tesoriere leghista Centemero, sta indagando anche la Procura di Milano. Alcuni documenti inviati nei mesi scorsi dai magistrati di Brescia sono all'attenzione dei PM guidati dal procuratore Greco, che stanno verificando se alcune donazioni, sulle quali si tiene il massimo riservo, destinate alla onlus di area leghista siano regolari o se si tratti di finanziamenti illeciti, come già avvenuto a Roma. Bocche cucite sull'inchiesta che potrebbe diventare una replica di quella romana, dove Centemero è già indagato per finanziamento illecito, ma su finanziamenti diversi maturati a Milano. A Roma i magistrati stanno esaminando 250.000 euro che nel 2015 l'associazione Più Voci riceve da una società riconducibile al gruppo di Parnasi, imprenditore romano finito sotto inchiesta all'accusa di associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione. Proprio indagando sul costruttore che gli investigatori ascoltano conversazioni in cui si fa cenno a versamenti alla Più Voci. Viene intercettato un dialogo avvenuto dopo che Parnasi era stato contattato da un giornalista dell'Espresso che aveva chiamato per avere chiarimenti sui 250.000 euro versati alla onlus in 2 tranche. Il commercialista Talone propone a Parnasi: cerchiamoci una giustificazione perché è stata fatta l'erogazione liberale. Parnasi replica: possiamo giustificare che abbiamo un progetto ex post, se no bisognerebbe incontrarli domattina. Dovremmo fare, se tanto firmo io, basta fare un pezzo di carta. E aggiunge: posso chiamare Giulio Centemero, è il braccio destro. Poi ci ripensa: Andrea Manzoni va benissimo, chiama Andrea da un fisso e dici: senti, ci ha chiamato l'Espresso. La Procura di Roma ora sospetta che la onlus possa essere stata usata per una dazione indiretta alla Lega. Il tesoriere Centemero ha sempre smentito, più volte ha ripetuto che si trattava di contributi regolari, neanche un centesimo è andato al partito. A spiegare a cosa servissero quei soldi è stato Parnasi. Era un modo per far affluire i soldi direttamente alla Lega? Chiede il PM Ielo. La risposta: il mio fu un modo per fidelizzare un gruppo di persone che comunque mi avrebbero potuto creare opportunità imprenditoriali. Un modo per far arrivare soldi alla Lega? Chiede il PM.
Probabilmente sì, risponde Parnasi. Domanda: era un modo per far arrivare i soldi alla Lega attraverso la fondazione? Non posso dirle con certezza questo. Questa è la vicenda romana. Ora sulla Onlus più voci, l'attenzione della Procura di Milano, dove Centemero non risulta indagato. Così scrive il Fatto Quotidiano. Adesso andiamo a Libero. I conti in tasca ai grillini. Anche i 5 Stelle prendono soldi pubblici. Il movimento dice di non incassare rimborsi elettorali, scrive Fausto Cariotti. Peccato che i gruppi parlamentari nella scorsa legislatura abbiano ricevuto 31 milioni. La cifra triplicherà nei prossimi anni. L'ultima dei 5 Stelle, meno fondi ai militari per nazionalizzare l'acqua, scrive Libero. I grillini tagliano i militari per finanziare l'acqua pubblica. Proposta dei 5 Stelle: sforbiciare di 1 miliardo il bilancio delle forze armate, ma con gli Stati Uniti ci eravamo impegnati a raddoppiarlo per sostenere la NATO. Sempre dalla prima pagina poi di Libero: Sua Santità non faccia beato mio padre, la figlia di Aldo Moro che scrive al Papa. E poi Vittorio Feltri: altro che il pianeta, s'è surriscaldato il cervello dei gretini, le balle sul clima. I saputelli che imperversano sui social ci accusano di ignoranza perché abbiamo pubblicato il titolo Riscaldamento del pianeta, ma se fa freddo, ieri su Libero. E ancora in primo piano su Libero il piano di Matteo Salvini per fregare i 5 Stelle sulla vicenda Siri. Spunta un'altra indagine. Il commento è del professor Paolo Becchi e dell'avvocato Giuseppe Palma in prima pagina su Libero. 2 mosse per non farsi fregare dai 5 Stelle. Ribadire che il contratto di governo prevede le dimissioni per chi è sotto processo, non per gli indagati, e sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Così Salvini può bloccare i piani di Di Maio. Così scrivono Becchi e Palma in prima pagina su Libero. E poi ancora in primo piano: bisogna abolire lo scontrino digitale, commercianti disperati, da luglio le ricevute elettroniche. E per chiudere, Filippo Facci: se non la spari grossa non ti chiamano in TV. Piacciono gli opinionisti o i casinisti? Lasciamo però anche la prima pagina di Libero e andiamo a Italia Oggi, che apre in controtendenza con un argomento diverso da quello degli altri quotidiani: i ladri obbligati a risarcire i danni. Di che si tratta? Della legge sulla legittima difesa, che prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al ristoro integrale della persona offesa. Se non si risarcisce il derubato, niente condizionale. Nella legge sulla legittima difesa allargata, la tutela della persona offesa vince sui benefici per l'imputato. Si tratta di una regola che vale nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo. La regola non si applicherà per i furti già commessi, ma potrebbe giocare effetti disincentivanti ex novo. Lo prevede la nuova legge, la 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio. E poi c'è la politica in primo piano su Italia Oggi. Se prenderà un voto in meno del PD, Di Maio salterà come un turacciolo. E la rubrica diritto e rovescio, il corsivo, che si occupa di Europa. Mentre in Italia, come a Babilonia un tempo, si sta accanitamente discutendo sul tasso di sovranismo o comunitarismo esistente nei vari partiti in lizza per le prossime europee, Francia e Germania, come al solito, stanno facendo soltanto i loro affari nell'Unione Europea. Il ministro dell'economia francese Le Maire si è incontrato con l'omologo tedesco Altmaier e col commissario all'energia Šefčovič per varare fra loro il piano strategico per lo sviluppo delle batterie a uso automobilistico, ma anche per lo stoccaggio dell'elettricità eolica o solare. Šefčovič ha detto in questa occasione che sbloccherà 1.200 milioni di euro di sovvenzioni pubbliche nei prossimi mesi, con l'obiettivo di costruire l'Airbus delle batterie. Insomma, conclude Italia Oggi, con i soldi dell'Unione Europea si svilupperà un'industria che sarà soltanto franco-tedesca. Ha quindi ragione Philippe Daverio, candidato con Più Europa di Bonino, quando dice che l'Unione Europea è una cosca franco-tedesca gestita da faccendieri lussemburghesi. Pagina 4 di Italia Oggi, vi segnalo poi l'articolo di Domenico Cacopardo su Fabio Fazio, l'arroganza del potere. Va chiamato a rispondere chi, precedente gestione RAI, gli ha blindato il faraonico contratto. I big della RAI emigrati altrove hanno prodotto grandi flop. Tino Oldani invece si occupa della politica estera dell'Unione Europea. Il vertice di Berlino su Serbia e Kosovo conferma
che la conduzione della politica estera europea della Mogherini è stata un fallimento totale. Impossibile dimenticare che per compiacere gli ayatollah iraniani, nel 2017 Mogherini si mise il velo durante una seduta del Parlamento iraniano. Un gesto considerato da alcuni obbligato, da altri un atto di sottomissione femminile. In ogni caso un gesto umiliato dalla ragazza iraniana che il 31 dicembre 2017 a Teheran ha protestato in piazza coi capelli sciolti contro il governo, rischiando molto. È stata arrestata e meno di un mese fa condannata a 1 anno di carcere. Da Italia Oggi vi segnalo però anche un altro articolo interessante di Gaetano Costa, pagina 8, la mafia più forte dello Stato per il 42% di alcuni intervistati. È il sondaggio fra gli studenti italiani realizzato dal centro studi Pio La Torre. Il 90% ritiene che esista un forte legame fra i clan e la politica. La mafia limita la libertà di ogni giovane e ne condiziona il futuro, ma per il 40% dei ragazzi manca il coraggio di denunciarla e di contrastarla. L'indagine è stata pubblicata sul sito piolatorre.it e diffusa da alcune testate siciliane, condotta tra 2.700 studenti di 100 scuole superiori italiane. I dati più significativi riguardano il rapporto mafia-politica, che è forte per il 90% degli intervistati, e poi oltre il 67% dei giovani, 2 su 3, ritiene che lo Stato non faccia abbastanza per sconfiggere la mafia. Per il 42% degli studenti la mafia è più forte dello Stato, contro il 24% di chi li pone sullo stesso piano. Sempre poi da Italia Oggi vi segnalo ultimo pezzo da Berlino, Roberto Giardina sui socialisti tedeschi autoazzoppati. La proposta di statalizzare la BMW ha fatto loro perdere altri 3 punti percentuali cruciali. Schierandosi a sinistra come Schulz, perdono consensi. Andiamo al Sole 24 Ore. Qui vi segnalo, tra le altre cose, un articolo su un tema un po' poco dibattuto, quello del salario minimo a 9 euro. Lega e 5 Stelle sono divisi su chi lo deve ricevere, sulla platea. Gli emendamenti: i 5 Stelle lo vogliono nel contratto nazionale, i leghisti per chi non ce l'ha. Anche sull'introduzione del salario minimo legale, Movimento 5 Stelle e Lega si dividono, scrive il quotidiano di Confindustria. Per i grillini il trattamento minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può essere inferiore a 9 euro lordi, con una parziale modifica di impostazione del disegno di legge originario che fissava i 9 euro ex legge fuori dai perimetri dei contratti nazionali di lavoro. La Lega invece propone di limitare l'applicazione del salario minimo di 9 euro lordi soltanto a settori e categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva. Sempre poi su Il Sole 24 Ore, oltre alla questione del salario minimo e alle divergenze fra Lega e 5 Stelle, c'è anche un articolo interessante su Milano e l'ortomercato e fiere. Milano si propone come nuovo hub dell'agroalimentare. Tutto Food e Tutto Wine fanno concorrenza a Cibus e Vinitali. Nel mercato all'ingrosso una piattaforma logistica e di trasformazione. Ma lasciamo Il Sole 24 Ore e andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Repubblica. Repubblica fa i conti, anzi propone questo tipo di conto: il conto dell'Italia 93 miliardi in 2 anni, guerra dei dazi, rallentamento del PIL, spread, manovra correttiva, ecco quanto ci costeranno. Lo scontro fra Stati Uniti e Cina affonda la borsa e per Cottarelli la nostra fragilità viene sottovalutata, più PIL ancora in caduta, spread in salita, rincaro dei mutui, meno esportazioni, meno investimenti delle multinazionali dall'estero, una manovra d'autunno più difficile da realizzare senza azzoppare l'economia. Insomma, un casino, la guerra dei dazi che rischia di diventare uno shock. Brexit, crisi greca, il paese potrebbe essere chiamato a pagare in un paio d'anni una cambiale da 93 miliardi di euro tra effetto dazi, richieste di Bruxelles, pretesa del governo di introdurre la flat tax. Insomma, siamo messi non male, malissimo. C'è una bellissima foto, peraltro in prima pagina su Repubblica, è la foto del prossimo Presidente del Consiglio. No, è la foto del orango di Sumatra, tra le specie considerate a rischio di estinzione. Allarme delle Nazioni Unite, rischio di estinzione
per 1 milione di specie animali, niente meno. Guardami per l'ultima volta, titola Repubblica. Naturalmente non è così, un'enfatizzazione, però la foto è molto bella. Concita De Gregorio invece ci dice che è un dovere andare al Salone di Torino nonostante i nuovi fascismi. Siamo sotto rischio di fascismo, amici carissimi, e voi non ve ne accorgete perché minimizzate tutto, siete dei cucù, siamo tutti dei cucù, e abbiamo dato modo a chi ci sta manipolando di farci pensare che non c'è rischio, che insomma sono sproporzionate queste accuse di fascismo, ma che fascismo, il fascismo non rinasce, il fascismo è una cosa vecchia e superata. Pensatela così, che poi vi ritrovate il fascio bello e pronto e maturato, il regime poi si imporrà senza che voi ve ne accorgiate. Continuate a fregarvene, ad andare al Salone di Torino e compagnia bella. Come La Stampa, del resto, ci invita a stare vigili, perché a Torino il Salone del Libro è finito nella trappola dell'editore di Casa Pound. Si infiamma lo scontro, scrive il quotidiano torinese, sulla presenza del gruppo di ispirazione fascista. La lettera del museo di Auschwitz: se loro sono dentro, siamo fuori noi. Cresce la polemica per la presenza al Salone del Libro di Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound. Lettera del museo di Auschwitz e gli editori concordi, noi restiamo. La soluzione, scrive Marcello Sorgi, è nella legge Mancino, cioè la legge che punisce la discriminazione razziale e via dicendo. Si poteva evitare, si doveva evitare di trasformare il Salone del Libro, dedicato tra gli altri a Primo Levi, nel Salone della Discordia, nella cassa di risonanza di Casa Pound dei nostalgici del fascismo che ne hanno subito approfittato. Stiamo parlando di uno degli eventi culturali più importanti del paese, scrive Marcello Sorgi, capace di richiamare ogni anno a Torino, capitale della cultura, scrittori, poeti, artisti, editori, personalità, personaggi, letteratura, scienza, storia, filosofia, eccetera, eccetera, e di farli ritrovare circondati da un pubblico straordinario e via dicendo. Insomma, la soluzione, scrive l'editorialista, è nella legge Mancino, che punisce appunto la discriminazione se non si occupa della vendita degli spazi. La Gioia, il direttore del Salone, Nicola La Gioia, dice che lui non si occupa degli spazi, quindi Casaforte di Altaforte, la casa editrice, ha diritto al suo spazio, se l'è guadagnato come gli ha. C'era anche negli anni scorsi, tra l'altro, però siccome quest'anno pubblica il libro su Salvini è tutta lì la differenza. Che dice in estrema sintesi il nostro amico Marcello Sorgi, che per fortuna in Italia il rischio di un ritorno al fascismo non c'è ancora. Beh no, io non ne sarei così sicuro. E in ogni caso esistono norme in vigore per scongiurarlo. La legge Scelba 1952, la legge Mancino 1983. Te capì? O no? I fasciosgarruppati è invece il titolo del Buongiorno di Mattia Feltri. Facciamocelo, leggiamo, tanto non c'è nient'altro in prima pagina sulla Stampa, oltre a un principe Yankee a Buckingham Palace. Certo che in 20 anni di rassegna stampa si è visto come sono andati giù i giornali, a vedere le prime pagine, una roba terrificante. Da 20 anni col buon defunto Massimo Bordin facemmo insieme l'esame di Stato nel lontano 2000, e sono passati veramente 20 anni, ma si sentono. La tentazione di difendere la libertà di espressione di questi 4 sgarrupati di Altaforte, scrive dal suo alto Mattia Feltri, la tentazione di difendere questi 4 sgarrupati, queste merde di Altaforte, era alta, era solida. La tentazione di difendere questi merdosi, no? Non è gente che fa un lavoro, a me può piacere o non piacere quello che pubblica, non mi interessa. È una casa editrice, è fuori legge? No, non è fuori legge, o sbaglio? Non è fuori legge. Questi 4 qua sgarrupati, perché se la casa editrice la fa un cretino, però di una certa tendenza, allora è una casa editrice, è un'impresa, è un imprenditore, dà lavoro, un imprenditore della cultura, del pensiero, della libertà di pensiero, dell'articolo 21. Se la fa uno di un'altra tendenza, è una merda. Però siccome è una merda e io sono bravo, lo difendo in nome della libertà di espressione, del famoso detto di Voltaire, che non è di Voltaire, che sono pronto a dare la vita perché tu possa parlare, perché tu possa dire la tua. Vero? Sì. Però leggiamo.
pubblicità, spazio, poi leggiamo questa perla di Mattia Feltri. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Questa mattina è nel primo pomeriggio ancora soleggiato, mite con temperature in aumento, ma in serata copertura nuvolosa in aumento, anche se la giornata resterà asciutta. Domani invece molto nuvoloso coperto e al mattino piogge su prealpi, fascia collinare e alta pianura. In giornata piogge su tutta la regione, sulle Alpi neve fino a 1600 metri, temperature massime in calo. Giovedì al mattino ancora nuvoloso con residue deboli piogge sul Garda. In giornata soleggiato con possibilità di qualche rovescio solo tra Orobie e Media Valtellina, altrove asciutto. Venerdì generalmente ben soleggiato, asciutto e mite, sabato al mattino soleggiato, poi molte nuvole e possibili rovesci e anche qualche temporale in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Allora, torniamo al nostro Mattia Feltri, i fascio sgarruppati. La tentazione di difendere la libertà di espressione di questi 4 sgarruppati di Altaforte era solida e forse un po' lo è ancora. Questi 4 sgarruppati, con i loro 10 metri quadri sui 60.000 del Salone del Libro, lì, col loro sacrosanto diritto di essere di destra estrema, coi loro sgarruppati miti del mussolinismo e del valore e dell'onore. In fondo nessun libro mi ha spiegato meglio lo spirito dei soldati di Salò, senza rendermelo di un millimetro più affine, di Io fascista, in cui il senatore Giorgio Pisanò raccontava vibrante e molto ridondante che in Valtellina per il Duce avrebbe dato la vita, ed era pubblicato dal Saggiatore, assieme a Simone de Beauvoir, Jorge Luis Borges, Claude Lévi-Strauss, insomma non proprio dei pericolosi fascisti. E nemmeno la circostanza che Altaforte abbia dato alle stampe il libro intervista a Salvini, stabilendo un evidente link con Casa Pound di cui l'editrice è consorella, mi sembrava giustificare la reazione da partigiani senza fucile e senza montagna degli scrittori decisi a sloggiare gli sgarruppati dal salone e poi decisi a disertarlo per non respirare la loro stessa aria. Questa logica dell'emergenza eterna, per cui si può derogare alle regole sacre, come il diritto di parola e pensiero, mi è sempre sembrata la più disastrosamente totalitaria. E a quel punto salta fuori l'editore di Altaforte a dire che uno meglio di Mussolini non si è mai visto e un po' di dittatura non ha mai fatto male a nessuno. La tentazione si è un po' indebolita, parecchio, ma non è venuta del tutto meno, perché quando si cede alle dinamiche degli estremismi si uccide la democrazia. Con questo lasciamo anche la prima pagina della Stampa, andiamo al Foglio brevemente. Il direttore Cerasa si occupa di Trump che sull'economia ha battuto gli apocalittici. L'Italia può fare lo stesso? Populismo pro business o pro assistenza? Ci sono differenze, perché in Italia facciamo assistenza e non business come negli Stati Uniti. Poi l'articolo principale è dedicato alla Lega, fritto misto geopolitico, meno Putin e più Trump, la svolta di Salvini è vera ma qualcosa non torna, da D'Amico a Picchi, da Geraci a Zanni, le eminenze grigie a Bruxelles, i consiglieri del capitano in contrapposizione tra loro. Ora che deve sperare in un aiuto americano per uscire dal pantano libico, ora che si ritrova ad ambire una benedizione di Washington per le sue aspirazioni da premier,
ecco che Matteo Salvini d'incanto prende le distanze dal Cremlino, tace sulla follia delle sanzioni alla Russia e tenta di far dimenticare in fretta il suo recentissimo passato di adoratore di Putin, che a Mosca si sente a casa sua. Quello che a prima vista potrebbe sembrare il funambolico opportunismo di chi rinnega se stesso pur di affermarsi, appare invece nient'altro che sbandamento, a giudicare dalle lamentele che dall'ambasciata italiana a Mosca sono arrivate a Giancarlo Giorgetti per via di certe insistenti telefonate che dai fedelissimi di Salvini sono giunte ai nostri diplomatici di stanza in Russia. Il riferimento era a Claudio D'Amico e Gianluca Savoini, le due eminenze grigie del Carroccio da sempre tessono le relazioni con Putin. Gli stessi finiti al centro dell'inchiesta dell'Espresso sui presunti finanziamenti occulti alla Lega da parte del Cremlino e che anche ora che i rapporti tra via Bellerio e Mosca si sono raffreddati continuerebbero a contattare la nostra ambasciata in nome del partito. Una schizofrenia geopolitica della Lega che d'altronde si è rivelata in tutta l'evidenza a metà marzo, quando Salvini si ergeva a paladino dell'atlantismo in funzione anticinese, insomma bla bla bla, un articolo un po' buttato là sulla politica estera della Lega, mentre sul Foglio c'è anche da segnalare la pagina 3, l'articolo di Alfredo Mantovano, la camorra si combatte intervenendo sulla durata dei processi, il caso Noemi ricorda che nella lotta contro il crimine i guai dipendono dai tempi lunghi fra reato e avvio della repressione. Inviare a Napoli polizia giudiziaria che formi a redigere in modo più efficace le informative serve più che mandare un centinaio di uomini aggiuntivi che operino per strada. Il primo ufficio che necessita rinforzi non è la questura, ma quello del GIP, e qui l'intervento compete al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, scrive Alfredo Mantovano, partendo dalla piccola Noemi, 4 anni, ancora in prognosi riservata, ferita per errore in agguato di Camorra nel centro di Napoli. Molte cose da dire, scrive Mantovano, ci sarebbero su questo, ma limitiamo le considerazioni al contrasto alla Camorra. Le iniziative di prevenzione sono importanti, decisive, però una situazione come quella di Napoli esige una radicale bonifica dai personaggi più pericolosi. Napoli ha problemi svariati quanto a repressione penale. Il principale è la gran quantità di criminali a piede libero, benché individuati come presunti autori di gravi delitti. Come mai? Quando la polizia giudiziaria conclude un'indagine e deposita l'informativa contenente la richiesta all'autorità giudiziaria di emettere ordinanze di custodia cautelare, cioè arresti, già è trascorso un certo tempo rispetto al fatto illecito che l'ha originata, un tempo tanto più lungo quanto più l'indagine è stata complessa. Dal deposito dell'informativa al momento in cui il pubblico ministero presenta al GIP la richiesta di arresto trascorre altro tempo, mediamente 1 o 2 anni. Dal momento della richiesta del PM al momento dell'ordinanza del GIP si aggiunge un ulteriore tempo, prossimo spesso ai 2 anni. Tirando somme aritmetiche, cosa significa? Che anche a fronte di un crimine serio, i suoi responsabili possono restare in circolazione indisturbati fino a 5 anni. Non è detto che alla fine l'ordinanza venga emessa. Se le esigenze cautelari che motivano la custodia in carcere si fondano sul rischio di ripetizione di reati della stessa specie, uno degli elementi di valutazione previsto dal codice di procedura è la distanza temporale dal fatto. Non è così semplice motivare sul pericolo di tornare a commettere i medesimi delitti quando il reato per il quale si procede risale a 5 anni prima. E finora ho parlato della fase cautelare. Il giudizio vero e proprio ha tempi ancora più lunghi prima di giungere a sentenza definitiva. Nelle more scadono i termini di custodia cautelare e gli imputati tornano in libertà, benché magari processati e condannati per omicidio, associazione camorristica o entrambi. Se gravitano nell'area della camorra è facile immaginare cosa riprendano a fare una volta usciti dal carcere, scrive Mantovano. Chi ha responsabilità di governo e di esercizio della giurisdizione a Napoli non può eludere questo nodo. Intervistato, il procuratore nazionale antimafia De Rao, che ben conosce Napoli, ha proposto una riedizione del cosiddetto modello Caserta. A fine 2008, a fronte dell'esplosione criminale nel Casalese, fu istituito un tavolo che per 2 o 3 anni si è riunito nella prefettura di Caserta. Ministro dell'Interno, all'epoca Maroni, che affiancavo, ricorda Mantovano, come sottosegretario, vertici nazionali delle forze di polizia, in primis Manganelli, che promosse l'iniziativa, vertici territoriali delle forze di polizia e magistratura inquirente.
Si individuavano gli obiettivi, si mettevano a disposizione strumenti per raggiungerli e all'incontro successivo si verificavano i risultati conseguiti, rettificando il tiro con mezzi differenti o rivedendo le priorità. Quel contrasto diede frutti importanti sul piano della stretta repressione, permettendo la cattura dei latitanti, la disarticolazione dei clan, sequestro e confisca di molti dei patrimoni. Per carità, scrive Mantovano, oggi vanno bene i poliziotti in più che il ministro dell'Interno invia a Napoli, ma quando si combatte una guerra è pregiudiziale identificare il nemico e le sue modalità operative. Questo non lo fai da solo, pur se sei istituzionalmente autorevole e dotato di mezzi. Hai bisogno di condividere con chi è sul posto come indirizzare quei mezzi in modo mirato per coprire le necessità. I tempi intollerabilmente lunghi fra un evento criminale e l'avvio della sua repressione e la conclusione del giudizio vanno affrontati non col tratto polemico della critica alla procura che ci mette tanto o ai GIP che non danno risposte rapide, ma con l'identificazione delle cause per le quali ciò avviene. Se si recupera il metodo del lavoro concorde di un decennio fa, si potrebbe scoprire che il primo ufficio che necessita rinforzi non è la questura, bensì quello dei GIP, il giudice per le indagini preliminari. L'intervento compete al ministro di giustizia e al CSM, da coinvolgere nel tavolo comune. Uno dei limiti delle informative di reato è che spesso consistono in malloppi di migliaia di pagine, con l'inutile trasposizione di conversazioni telefoniche senza un minimo di sintesi. Poiché col meccanismo del copia e incolla, larga parte di quelle informative sono trasferite nelle richieste del PM e delle ordinanze del GIP, alla fine del percorso si hanno provvedimenti illeggibili, scarsamente comprensibili, che rischiano la censura nei gradi successivi di impugnazione. Insomma, conclude Alfredo Mantovano, inviare a Napoli polizia giudiziaria che formi a redigere in modo più efficace le informative serve più che mandare un centinaio di uomini che operano per strada. Quel che rammarica per Napoli è che la realtà camorristica appare tutt'altro che invincibile e lo Stato non parte da zero, ma servono non le urla, la propaganda, bensì il governo continuativo del contrasto del fenomeno criminale. Lasciamo infine il Foglio con un riferimento all'inserto dove c'è un articolone dedicato da Mario De Aglio, Università di Torino, a capire la Trumponomics, l'economia, insomma la gestione economica del presidente Trump. Il protezionismo fa danni in borsa, ma gli Stati Uniti crescono da 30 trimestri. Quali sono i meriti di Trump e cosa comporterà spingere l'economia al limite? Sono diverse opinioni di diversi analisti. Mentre diamo uno sguardo anche ad Avvenire, il primo piano del quotidiano cattolico sul viaggio del Papa in Bulgaria, richiamando la vocazione della Bulgaria come ponte tra est e ovest, a cuori aperti, ha detto il Papa, chiamando all'accoglienza dei migranti che sono la croce dell'umanità. I leader politici siano artigiani di pace. Oggi la visita in Nord Macedonia. C'è un altro tema però in prima pagina su Avvenire, povertà dei bambini, un dramma nascosto, un'indagine, soltanto il 19% del reddito di cittadinanza va a nuclei con minori, la povertà dimenticata dei bimbi. Dal 2017 quadruplicata l'indigenza, scrive Avvenire. Reddito di cittadinanza, solo il 19% sono famiglie con minori. Gli sforzi del Banco Alimentare in 30 anni di sostegno agli ultimi, le ricette dall'alto non servono. La misura del governo, il reddito di cittadinanza, va a beneficio per il 48% di singoli. La situazione dei nuclei con figli a carico è stata sottostimata, dice il Banco Alimentare, che il nostro impegno a favore di 350.000 piccoli ogni anno per sconfiggere la povertà. Nelle proiezioni Eurostat sul 2018, che segnano un forte calo del disagio economico nel paese, soltanto la fascia dei 6 anni vede un peggioramento della situazione, ma il legislatore agisce in senso opposto, scrive Avvenire in prima pagina. Adesso torniamo al Corriere della Sera con il primo piano dedicato a Trump a testa bassa contro Pechino e l'economia degli Stati Uniti che batte tutte le previsioni. L'analisi è di Massimo Gaggi, la magia e i trucchi sfoderati da Donald Trump. È anche statalista. Se riuscisse, la svolta sarebbe storica. La stretta commerciale sta facendo calare le importazioni degli Stati Uniti, ma non le esportazioni, che invece
crescono. I dati della crescita dell'economia americana sono estremamente positivi, soprattutto se confrontati con quelli del rallentamento dell'Europa e della Cina, scrive Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Mentre, lasciato il primo piano, tutto dedicato dal Corriere agli Stati Uniti di Trump, andiamo all'Italia con la politica interna naturalmente, duello fra Lega e Conte, non è più arbitro, il caso Siri domani in Consiglio dei Ministri, la replica di Conte, io faccio il Premier e non ci sarà la conta, il solito retroscena, i sospetti del leader dei 5 Stelle Di Maio, Matteo vuole la rottura, poi le urne con il centrodestra, potrebbero affidare la manovra a un governo tecnico, scrive il Corriere della Sera in forma di retroscena. Poi c'è la questione della sfida politica nell'arena dei social, un tema ormai vecchio come il cucco, e le verifiche di Milano sul mutuo del senatore. E il cronista di Giudiziaria Luigi Ferrarella a occuparsi della palazzina presa con 585.000 euro da San Marino, acquisto mediato dal padre del capo segreteria del leghista. L'anno scorso i professionisti, tenuti per legge a segnalare all'ufficio informazioni finanziarie di Banca Italia operazioni potenzialmente sospette di riciclaggio, ne hanno segnalate 98.000, il 4,5% più del 2017. Se non si fosse alla vigilia della decisione del Consiglio dei Ministri sul caso di Armando Siri, non sarebbe di per sé significativo il fatto che l'Unione l'Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia abbia ricevuto dal notaio De Marinis una segnalazione di operazione sospetta per l'acquisto di palazzina a Bresso, operato dal sottosegretario Siri per la figlia, grazie a un mutuo, 585.000 euro, della Banca Agricola Commerciale di San Marino. Insomma, ci sono state l'anno scorso 98.030 segnalazioni. Non vuol dire che ci sono stati 98.000 casi di riciclaggio. Come da protocollo, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha girato questo SOS alla competente procura di Milano, diretta da Francesco Greco, che con procedura standard ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e a carico di ignoti, affidato al procuratore aggiunto De Pasquale e non riguardante l'acquisto di un altro bilocale per la figlia. Come elementi di allerta, la trasmissione di Rai 3 Report ieri sera ha indicato l'erogazione del mutuo da parte della banca senza garanzie reali e davanti alla scarsa bancabilità di Siri in quanto gravato da patteggiamento per bancarotta fraudolenta, da un problema di pignoramento 2011 da parte dell'INPGI, l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti, e con un reddito dichiarato di 25.000 euro nel 2017. I fondi, replica Siri, sono frutto di regolare mutuo, nel pieno rispetto di tutte le norme bancarie, anche quelle antiriciclaggio. Nessuna operazione sospetta da segnalare, ma normale compilazione dei moduli che tutti i notai sono tenuti a redigere. L'acquisto risulta intermediato dall'agenzia immobiliare a Bresso di Policardo Perini, padre di Marco Luca, cioè capo, costui, Marco Luca, della segreteria di Siri, che ieri ha aggiunto di avere anche acquistato una piccola porzione dell'unità immobiliare come investimento personale. Salvini liquida così. Se a Siri contestano di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo milioni di italiani che pagano la rata. Sono assolutamente tranquillo così. Il Corriere della Sera. Poi c'è un'altra notizia dalla Procura di Milano. La Procura impugna la assoluzione di Bossi. Va estesa anche a Umberto Bossi e al figlio Renzo la querela presentata dal leader leghista Salvini soltanto nei confronti di Belsito, l'ex tesoriere. Lo sostiene la Procura Generale di Milano, che ha impugnato la sentenza con cui in appello erano stati assolti per improcedibilità i 2 Bossi. I 3 sono imputati per l'uso personale di fondi del partito. Vediamo il Tempo di Roma come la mette su questa questione. Siri nei guai anche per una palazzina. Il leghista l'ha comprata con un mutuo senza ipoteca acceso con Banca di San Marino, e poi c'è un servizio più generale di Marco Valeri, politici, manager, Olgettine, il fascino del conto a San Marino, dall'indagine su Gozzi agli illeciti sul Mose. Anche Rubi ci aveva pensato, scrive il quotidiano romano, mentre Il Giorno, sempre in tema di Lega e dintorni, ci porta da un'altra parte. Il commercialista Manzoni nella SEA, caso in comune, scrive Il Giorno, in comune inteso come Comune di Milano. Il commercialista è citato nel rapporto di Banca d'Italia sui fondi della Lega. Di che si tratta? È stato nominato nel collegio sindacale della SEA lo scorso 19 aprile, il commercialista Andrea Manzoni.
ma il suo nome compare in un recente rapporto dell'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, la già citata unità antiriciclaggio, quella del caso Siri, che riguarda alcuni movimenti sospetti di fondi della Lega destinati ad alcune società. Lo studio Dea Consulting e le sue controllate CLD, NSA e TAAC. Alle suddette società, si legge nel documento di Banca d'Italia, e all'operatività delle medesime sono collegati i commercialisti Andrea Manzoni, revisore legale della Lega al Senato, Alberto Di Rubba, direttore amministrativo del gruppo Lega alla Camera, e Giulio Centemero, deputato e tesoriere della Lega. Il contenuto del rapporto di Banca Italia, che ipotizza che parte dei fondi della Lega sia finito in Lussemburgo, è stato svelato nell'ultimo numero dell'Espresso, ma a porre la questione sull'opportunità politica che Manzoni resti nel collegio sindacale della SEA, che controlla gli aeroporti di Linate e Malpensa, controllata dal Comune di Milano, è stato il consigliere di Milano in Comune Basilio Rizzo, ieri durante un intervento in Consiglio Comunale. Rizzo chiede al sindaco Sala, visto che il Comune è azionista di maggioranza in SEA, di intervenire sul caso Manzoni, che peraltro fa parte anche del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Casa della Carità, sempre in quota al Comune di Milano. Non è possibile apprezzare le indagini della magistratura o il rapporto della Banca d'Italia e lasciare in una società controllata dal Comune un nome citato in quel rapporto, per poi magari essere costretti a revocarlo in seguito, dice Basilio Rizzo. Non si può essere ipocriti. Se la politica può arrivare prima dei giudici, lo deve fare. A me risulta che il nuovo collegio sindacale della SEA non si sia ancora insediato. Dal Comune per ora nessuna replica ufficiale. La precisazione è che la nomina di Manzoni nel collegio sindacale però è effettiva, perché dopo l'indicazione del Comune Manzoni è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tra i sindaci effettivi. Conclusione: per far sì che Manzoni non faccia più parte del collegio sindacale della SEA ci vuole una revoca. Allo stato attuale delle indagini sui fondi Lega, il commercialista ha tutti i requisiti formali, non ha alcun carico giudiziario pendente per essere nominato in SEA. In caso di revoca potrebbe fare ricorso e vincerlo. Così il quotidiano Il Giorno. Mentre c'è un'altra notizia che gira intorno al mondo Lega: richiedenti asilo a Bologna, scatta la prima iscrizione all'anagrafe del comune. L'assist del diniego scritto ha reso possibili i ricorsi. In provincia attese centinaia di richieste da parte di richiedenti asilo. Il Tribunale di Bologna ha accolto infatti il ricorso di 2 richiedenti asilo contro il decreto Salvini. Ha stabilito che hanno diritto a essere iscritti all'anagrafe comunale. Il ministro dell'Interno Salvini ha tuonato contro l'ordinanza e ha annunciato di opporsi alla decisione, probabilmente attivando in tal senso i prefetti. Staremo a vedere se ci sarà l'effetto domino, tra virgolette. Mentre a proposito di Salvini, dalla provincia pavese di oggi arriva Salvini, comizio del vice premier a Pavia oggi, 4.000 persone in piazza. Ok del questore anche al corteo antagonista. Piazza della Vittoria blindata con 2 accessi sorvegliati, 350 agenti dislocati del centro cittadino per garantire la sicurezza. Questa mattina l'ultimo vertice per valutare possibili controlli col metal detector, scrive la provincia pavese. Una marcia nei luoghi simbolo per dire no al leader leghista. Rete antifascista e sinistra, classe e rivoluzione si ritroveranno in Borgo Ticino. Poi da Strada Nuova, attraverso via Sirocomi, arriveranno al municipio. E con questo lasciamo, anzi no, c'è sempre in tema Lega da segnalare un altro articolo sulla Repubblica in edizione di Bari. A noi la regione, nella Lega entra un altro ex di un altro partito, Nicola Giorgino, ultimatum a Emiliano. I nuovi vertici regionali annunciano l'arrivo di Salvini in Puglia prima delle elezioni e ad Andria reclutano l'ex sindaco di Forza Italia. Matteo Salvini verrà in Puglia prima del 26 maggio. Amministrative europee potrebbero essere più date, non è certa ancora quella di Bari, non è detto che ci sia. Il sindaco del PD De Caro si è rivelato osso più duro del previsto per il ministro Salvini, che si tiene lontano da Bari, non vuole metterci la faccia dopo averla persa alle primarie del centrodestra col suo pupillo Fabio Romito, che ha dovuto cedere il passo al candidato sindaco Pasquale Di Rella, candidato senza partito ma con un sacco di voti. Vedremo, dicono dal quartier generale della Lega. Prima di correre ad Andria per reclutare l'ex sindaco Nicola Giorgino, caduto sotto i colpi del fuoco amico di Forza Italia, e la sua pattuglia di consiglieri e assessori neoleghisti intruppati dal commissario Luigi Deramo.
Giorgino arriva nella Lega. Torniamo però al Corriere della Sera, del primo piano del Corriere. Napoli, Salvini in visita alla bimba colpita, prego per lei, basta sparatorie in centro, dice Matteo Salvini. Tappa durante il tour elettorale tra fan e contestazioni, duello sulla sicurezza con De Magistris. I selfie beffa continuano, 2 giovani lo hanno contestato con la scusa di un selfie, requisito e restituito un cellulare. E sempre dal primo piano della politica interna, Berlusconi che sta meglio e lascia l'ospedale e si dice pronto per la campagna elettorale, farà apparizioni TV e messaggi via social. Dice Salvini, sono contento, l'importante è la salute. Mentre dal Corriere della Sera vi segnalo la pagina degli esteri. Qui a Istanbul si rivota per il sindaco, i rivali di Erdogan denunciano è una dittatura. Il Consiglio Supremo delle elezioni ha negato la vittoria del candidato Imamoglu, candidato del Partito Repubblicano del Popolo, che aveva sconfitto il candidato del partito di Erdogan e dell'opposizione. Mentre sempre dal Corriere della Sera c'è una pagina dedicata a Evita Peron. A Evita Peron, l'ossessione argentina che nasceva 100 anni fa. In chiave positiva ne parla Alessandra Coppola. A questa donna esile, figlia illegittima di un signorotto locale, si devono il suffragio universale e le conquiste del welfare argentino. Torniamo invece alle cronache domestiche con Roma, tensioni per l'alloggio assegnato ai Rom. La protesta a Casalbruciato, in piazza anche Casa Pound. La famiglia con 12 figli a cui è stata assegnata la casa, appunto, è stata scortata dalla polizia. Il Comune di Roma ha assegnato una casa popolare alla famiglia di Imer Omerovic, 40 anni, moglie, 12 figli. Una cinquantina di residenti a Casalbruciato hanno protestato col sostegno di Casa Pound. Dal Corriere della Sera, in cronaca in pagina economica, c'è la questione che abbiamo già sfiorato del decreto sblocca cantieri che non li sblocca, l'appello di imprese e sindacati, le audizioni in Senato, i dubbi della Corte dei Conti, staremo a vedere. Poi un'iniziativa del Corriere della Sera annunciata dal suo direttore Luciano Fontana, capire i segreti dell'Unione Europea per prepararsi al voto. Da oggi è in edicola col Corriere della Sera il libro di Francesca Basso, L'Europa in 80 domande, istituzioni, meccanismi, falsi miti e opportunità, con prefazione del direttore Luciano Fontana. 240 pagine, 7,90 € più il prezzo del quotidiano. 10 capitoli per spiegare come funziona l'Unione Europea, dalla nascita della CEE all'introduzione dell'euro, passando dai luoghi comuni, scrive il Corriere della Sera. E poi ci sono le 2 pagine di cultura dedicate a Torino, al Salone del Libro. Perché è giusto andare, scrive il compagno scrittore Sandro Veronesi, che interviene sulle polemiche legate alla presenza della casa vicina a Casa Pound, Altaforte, la casa editrice. Spetta alla giustizia esprimersi sulla destra estrema. Ora parli, il caso politico divide gli autori, mai con loro, dice qualcuno, ma il presidio è utile, bisogna andarci, dice qualcun altro. Francesco Polacchi, 29 anni, è stato responsabile nazionale di blocco studentesco. Fanno capo a lui la casa editrice Altaforte vicina a Casa Pound e il marchio di abbigliamento Pivert. L'editore contestato dice l'antifascismo è il male d'Italia. C'è anche il Corriere in cronaca cittadina, naturalmente il Corriere della Sera che si occupa della questione. La città al Salone ci sarà. C'è chi dice io non vado, Carlo Ginzburg, Wuming, Zero Calcare, Lampi, naturalmente. Io vado, Cristian Raimo, Marco Missiroli, Paolo Roversi, la scuola Holden di Baricco. Io mi salvo l'anima, Michela Murgia, ma non lasciamo spazio alla destra, Monica Cerutti, ma cantiamo Bella Ciao, e tanti altri personaggi molto interessanti. L'intervista alla guida della comunità ebraica, il rabbino Di Segni: gettare la spugna è un grave errore, si vince con le idee. Le sedie non devono restare vuote, vanno occupate tutte e deve levarsi forte il sentimento dell'antifascismo, dice Dario Di Segni, presidente della comunità ebraica di Torino e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, gettando acqua sul fuoco delle polemiche. Trovo discutibile che l'organizzazione della fiera abbia deciso di dare spazio ad Altaforte, ma capisco che alla fine occorre vendere gli stand. Non mi sono permesso di interferire, dice il presidente della comunità ebraica torinese, con la decisione dell'Associazione Treno della Memoria, ma sarebbe stato opportuno partecipare all'edizione in cui si celebra il centenario di Primo Levi. Benissimo, abbiamo adesso esaurito questa storia, mentre dal giornale siamo ancora nei paraggi del caso Siri, l'acquisto della casa, i PM indagano,
Si apre un fascicolo sul mutuo sospetto, il ruolo del notaio iperattivo, scrive Stefano Zurlo. E poi dal punto di vista politico la crisi è post-datata, secondo Adalberto Signore, è già aperta ma resta congelata fino al 27. Il Quirinale non esclude il voto a luglio o a settembre, scrive addirittura l'analista politico del giornale. La Lega chiede di non dimettere Siri, ma è un atto dovuto, mentre c'è tutta una serie di insulti che si sono scambiati tra 5 Stelle e Lega. E poi c'è il caso della classe media più povera. Il Sole 24 Ore di ieri su dati Ocse, ripreso oggi da Il Giornale, il miracolo alla rovescia del governo giallo-verde. Adesso con tutto, ma è un po' difficile dire che è colpa del governo che c'è da un anno se la classe media è più povera. In un decennio il potere d'acquisto fa meno 10% e la Banca d'Italia lancia l'allarme sui mutui, scrive ancora Il Giornale. Della notizia per cui Meloni avrebbe chiamato Fini abbiamo già detto, e poi Berlusconi che torna a casa, anche questo sul Giornale. Mentre a Jesolo servono camerieri, nessuno vuole lavorare, assumeremo i robot. Per la stagione estiva non si trovano 500 addetti. Secondo Federalberghi è colpa del reddito di cittadinanza. Ristoranti, alberghi e locali vuoti, ma non è un mestiere degradante, dicono gli imprenditori del settore. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. E rieccoci alla nostra rubrica all'interno della rassegna stampa, il Qui Parlamento. Oggi abbiamo con noi Raffaele Volpi, deputato lombardo della Lega e sottosegretario di Stato per la Difesa. Buongiorno Raffaele, grazie per essere con noi. Buongiorno Giulio, ben trovato e a tutti gli ascoltatori. Allora, in tema di difesa sappiamo benissimo, partiamo da lì magari un po' superficialmente Raffaele, che ci sono stati un po' di screzi tra la ministra della Difesa Trenta e Matteo Salvini, no? A proposito di Libia, a proposito di qualificazione delle persone che arrivano dalla Libia, meglio tardi che mai, ha scritto Elisabetta Trenta, a proposito di Salvini sul corridoio umanitario dalla Libia organizzato dal governo con la partecipazione anche del Ministero della Difesa. Sono felice che si sia ricreduto e chi fugge da una guerra può richiedere la protezione internazionale. Bene, adesso io non vorrei soffermarmi sulle polemiche di dettaglio, però più in generale ti chiedo quali sono i rapporti, diciamo così, tra i due ministeri e quindi anche a livello di governo come stanno le cose, insomma. Giulio, anche agli ascoltatori, innanzitutto grazie per l'opportunità, ma in realtà questa polemica è proprio una polemica sul nulla, in quanto
Comunque noi abbiamo sempre sostenuto, sia come movimento, ma lo stesso ministro Salvini, che i corridoi umanitari fossero di fatto l'unico vero canale sostenibile per poter accogliere persone che vengono veramente da situazioni drammatiche. Questo per chiarire subito la cosa, quindi non era il primo corridoio umanitario. Tra l'altro anche i colleghi di governo erano già andati ad accogliere, lo stesso ministro in altre occasioni, dei profughi che arrivavano dalle zone di guerra, quindi polemica inutile. Quali sono le differenze, direi, se mi permetti Giulio? Sì. In alcuni casi, io vivendola anche in prima persona, le differenze sono di aspetto più generale, se vuoi anche un po' ideologico. Nel senso che noi con il ministro Salvini, con il nostro segretario, abbiamo una posizione molto ferma su due questioni. Una è una questione diciamo di rapporti internazionali. I rapporti internazionali per noi sono centrali, e alcune parti delle scelte che si fanno anche a livello industriale sono quelle cose che rafforzano o meglio sanciscono in maniera molto ferma quali sono i rapporti internazionali. Parlo per esempio della questione degli F-35, che sono delle piattaforme innovative, non sono nemmeno più aerei, sono cose talmente straordinarie e nuove, ma a prescindere dal mezzo meccanico è chiaro che questo rafforza un legame che non è semplicemente economico all'interno di un'Europa atlantica e del rapporto con gli Stati Uniti. Questo non è un elemento da derubricare. La nostra posizione è di fermo, forte sostegno all'industria nazionale. Noi abbiamo un'industria nazionale che riguarda la difesa, che non vuol dire semplicemente armamenti, perché sarebbe sciocco dire così, ma di alta tecnologia, che va sostenuta, mentre invece da altre parti c'è una tendenza, diciamo, a derubricare tutto e a non consentire una serie di investimenti che sono importanti. C'è una qualificazione delle stesse forze armate. Oggi si usa tanto dire, carissimo Giulio, come tu vedrai su tutti i quotidiani e i tuoi ascoltatori ascoltando te sanno, si parla molto del duale, no? Cosa fanno le forze armate? Le forze armate fanno duale da sempre. Dalla diga del Vajont ci sono le fotografie in bianco e nero con i militari che intervengono per dare sostegno a elementi di protezione civile, a calamità naturali in tutti i terremoti. Quindi direi che bisogna mettere dei punti fermi. La mia posizione, la nostra posizione è che i militari devono essere comunque una forza armata e non devono andare a chiudere le buche della città di Roma. Ecco, questi, scusa, le ho buttate lì ad acquarello, ma sono delle cose che evidentemente sottintendono delle differenze, che sono differenze di vedute rispetto a quello che sono le forze armate di per sé stesse. Ecco. Quindi Raffaele, da un punto di vista prettamente politico, ovviamente non personale, tu dici indubbiamente ci sono differenti sensibilità, e la stessa cosa per esempio mi sembra che accada anche a Edoardo Rixi alle infrastrutture e ad altri, è così? Sì, direi di sì. Direi che molti colleghi del governo leghisti, quindi dico di tutti i nostri imposti, posso definire, visto la mia età, i nostri ragazzi nel governo, alla fine si scontrano con la nostra storia leghista, che è orgogliosamente pragmatica, rispetto a dei tabù che diventano ideologici di qualche collega invece dall'altra parte del contratto. Noi siamo da sempre quelli del fare. Mi sembra evidente, nella nostra storia, lo è per storia politica ma anche per storia amministrativa, no? Lo sai meglio di me, noi siamo forse quelli che vogliono correre. È chiaro che poi ci sono degli elementi che diventano implicativi anche di un ragionamento politico, non da ultimo questo continua frenata sul dato delle autonomie, che io penso diventi elemento discriminante rispetto ad una continuità diciamo serena dell'azione di governo. Ecco, tu hai citato un punto importante sul quale in molti già nella Lega, da ultimo ancora lo ricito, Rixi ieri un'intervista dice quello lì, tutti la pensano così, mi sembra quello è il punto vero, anche tu lo stai confermando, no? È il punto vero sul quale si giocherà, al di là di tutte le schermaglie di poco peso delle quali fin qui si è trattato. Ecco, tu come la vedi, visto che tu hai anche un lungo passato all'interno del movimento, occupandoti proprio di queste questioni, no? Le realtà locali, le autonomie. L'ho fatto in Lega Lombarda per 11 anni, l'ho fatto in attività parlamentare in affari costituzionali, e devo dire, Giulio, che io... No, aiutami Raffaele a capire una cosa, perché avendo letto, avendo anche parlato anche da questa radio, diciamo, delle
delle intese, abbiamo capito che tutto sommato arrivano alla fine di un lungo confronto. Quindi dov'è che si inghippa il meccanismo? Perché il confronto è stato lungo, i testi di intesa ci sono, non sembrano essere rivoluzionari, cioè non casca il mondo. Esatto. Sono graduali, sono logici, sono di buon senso, come va di moda sono dire adesso. sostenibili finanziariamente. Ecco, e allora dov'è che è tutto politico il discorso? O c'è il discorso sui soldi? Sui soldi, no, non si parla di soldi tanto lì. No, perché di fatto poi, come tu hai già ben sintetizzato, non si tratta di togliere soldi a nessuno, si tratta semplicemente, al posto di passare dallo Stato, di fare con gli stessi soldi le cose meglio a livello regionale, quindi non cambia la struttura, neanche l'idea del solidarismo regionale che noi abbiamo comunque sempre sostenuto, peraltro con un passaggio nazionale come abbiamo fatto in questi ultimi anni. Sarebbe anche illogico immaginarsi una politica distruttiva verso le regioni che non hanno ancora chiesto un'autonomia. È un dato politico. Io mi permetto di dire una cosa molto personale come tipo di ragionamento. Io temo che i colleghi del Movimento 5 Stelle si siano accorti di una cosa. Allora, che il reddito di cittadinanza, che loro hanno fortemente voluto, alla fine non sta portando a casa il consenso che si aspettavano. Diciamo che c'è una parte che lo vede e l'ha visto e continua a vederlo un po' come una cosa dovuta, no? E quindi non è un riscontro. Allora c'è questa posizione che è la difesa del Sud, però mi permetto una testimonianza, Giulio, di ieri. Io ieri mi sono preso mezza giornata e ho seguito Matteo Salvini in 2 appuntamenti, ad Aversa, che è Caserta, e a San Giuseppe Vesuviano. Dopo aver seguito per 4 anni il partito che doveva nascere, con molte critiche, anche con molti dubbi sulla possibilità di farlo, io sono rimasto in molte ironie, anche interne, qualche volta, non lo nascondiamo. Io ieri sono andato, dopo aver lasciato prima delle elezioni in mano a Matteo quello che avevamo costruito. Io ti posso dire che ieri ho visto una piazza, San Giuseppe Vesuviano non è così scontato come tu puoi immaginarti, ci saranno state 3.000 persone. Quindi voglio dire, la mia impressione, e torno all'autonomia, che alla fine la gente abbia percepito che c'è un elemento centrale. L'elemento centrale è sempre quello della responsabilità di come si utilizzano i soldi. Allora, la mia preoccupazione qual è? Che qualcuno, non avendo una classe dirigente locale dove non riesce ad esprimerla, e questo è un dato evidente del Movimento 5 Stelle che si presenta in pochissimi comuni, adesso non mi ricordo i dati, ma guardavo settimana scorsa proprio in una rassegna stampa i numeri molto esigui di presentazione rispetto ai numeri dei comuni che ci sono al voto. Alla difficoltà che hanno ad esprimere, ma per il fatto di tempi e magari semplicemente di crescita, non sto parlando solo di qualità, di una classe dirigente, abbiano paura che questa forma di autonomia di fatto da parte loro non sia gestibile. Voglio però ricordare una cosa, che dovrebbero spiegarlo anche eventualmente il loro freno a quelli che in Veneto e in Lombardia hanno votato, hanno appoggiato nei consigli regionali, hanno fatto votare la richiesta di autonomia che, come dicevi tu, peraltro è progressiva e sostenibile. È un dato politico, è inevitabilmente un dato politico. Senti, detto questo e fatto questo quadro, secondo te le crepe nella maggioranza ci sono? Tenendo conto che c'è un'amplificazione mediatica su questo fin dall'inizio, no? Perché questo governo è nato sotto il fuoco di sbarramento di tutti, compresi tutti i media sostanzialmente, però a un certo punto adesso sembra che ci sia qualcosa di vero nelle crepe governative di maggioranza, eccetera, o no? Allora, un'ultima per sintetizzare, premessa, Giulio, di sintesi. Allora, io ho fatto il parlamentare dopo aver lasciato via Bellerio, dove ci vedevamo tutti i giorni, no? Ti ricordi, a fare le nostre chiacchierate. Ho fatto 2 mandati parlamentari. Io ho provato anche a fare maggioranza e opposizione con i nostri alleati storici, chiamiamoli così. Non era più facile. C'era una differenza sostanziale, che secondo me le crepe non sono irrecuperabili. È il problema di avere un sottoscrittore di contratto che di fatto è un puzzle di no. Alcune volte questi no addirittura contrastano fra di loro.
Quindi le tensioni che noi vediamo in maniera più organica a livello nazionale come movimento che ha una storia politica e amministrativa, da loro sono vissute con più tensioni anche interne. No TAV, no questo, no quell'altro. Sono tanti no. Cosa voglio dire? Che è difficile, o meglio, è meno facile avere un rapporto continuativo con chi non ha una strutturazione organica rispetto alla proposta ideale. Non so se mi sono ben spiegato. Sicuramente le tensioni in questo momento ci sono. Devo anche dire che non credo che siano queste che mettono a repentaglio il governo. Certo che però, torniamo al punto di prima, per noi ci sono dei punti fermi. Il nostro contratto è interessante su tanti punti, ma i nostri punti qualificanti si chiamano autonomie regionali dove sono state richieste e abbassamento delle tasse attraverso la flat tax. Cioè, se ci sono dei dubbi su questa cosa, come posso dirti, cade un po' la nostra presenza in una ragione sociale. Ecco. Sono cose essenziali. Allora, dobbiamo salutarci, però io ti chiedo in coda qual è la tua opinione sul caso Siri, se questo possa essere più o meno pesante rispetto a questi due argomenti ai fini di divaricare le posizioni fra 5 Stelle e Lega, perché adesso viene presentato dai giornali in questi giorni come un elemento potenziale di rottura, e tra l'altro nello specifico io sento anche un po' le opinioni di chi chiama, dice ma insomma essere amico di uno che fa l'eolico in Sicilia, uno deve essere un po' attento. Secondo, ma chi è che prende un mutuo dalla Banca di San Marino senza garanzie? Cioè ci sono alcuni elementi che lasciano un po' perplessi anche alcuni amici all'ascolto. Il chiarimento però in maniera seria e da un punto di vista come dire della correttezza giudiziaria del percorso giudiziario ci sarà e dovrà esserci. È anche chiaro però, Giulio, che non puoi dimettere un sottosegretario perché ha un'indagine. Perché ti faccio un esempio come sciocco, principio, certo. Ma cioè, voglio dire, se io oggi dico una parolaccia, tu mi denunci, l'azione penale obbligatoria, cosa faccio? Mi dimetto da sottosegretario. Non voglio derubricare l'importanza degli argomenti che sono emersi in quella cosa. Sinceramente però non abbiamo ancora visto nulla. Quindi secondo me un po' di cautela sulle cose vanno anche prese in considerazione. Ecco, a proposito di giustizia, chiudiamo con questa notizia, ti lascio magari un brevissimo commento. I carabinieri di Monza, la Guardia di Finanza di Varese, è un'apertura dell'ANSA in questo momento, stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare di arresto, di cui 12 in carcere. In un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano su 2 gruppi criminali costituiti da politici, amministratori pubblici e imprenditori, l'accusa è di associazione a delinquere con favoreggiamento di associazioni di tipo mafioso, corruzione, turbata libertà degli incanti, appalti pubblici all'oggetto della questione. Sono 95 in totale, non poche, le persone indagate a vario titolo per questi reati, compresi reati di tipo mafioso, giusto appunto, ma legati anche agli appalti pubblici. Ci sono il consigliere regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della regione Lombardia, il consigliere comunale milanese e vice coordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle europee, tra gli arrestati in questa operazione, che ha tra i protagonisti, scrive l'ANSA, per uno dei filoni dell'inchiesta, l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali Daniele D'Alfonso della Ecol Service, anch'egli arrestato. Ne sapremo di più. Non ti faccio commentare perché non so, cioè, o se vuoi diciamo commenta. Giulio, stavo leggendo l'agenzia e ero arrivato a metà nel momento in cui mi hai chiamato. Dico solo questo, se mi permetti. Sì. Io credo che al giorno d'oggi la moralità sia un elemento ancora più importante che quello che era in passato, perché i mezzi di comunicazione fanno incidere qualsiasi scelta personale sbagliata all'interno, lo fanno incidere rispetto alle scelte politiche. Non è facile arruolare personale politico, su questo non c'è dubbio. Sono cose che toccano, e anche in Lombardia qualche volta anche noi storicamente, molti anni fa, negavamo la presenza di situazioni di inquinamento, diciamo, malavitoso. Dobbiamo farcene una ragione e alzare tutti insieme, ma questo non è un problema di un partito, di tutti, il livello di guardia rispetto a questa situazione.
Bene, io ringrazio Raffaele Volpi, sottosegretario alla Difesa. Grazie Raffaele, conosciamo da anni, quindi abbiamo questa familiarità. Grazie a Raffaele Volpi, dicevo sottosegretario al Ministero della Difesa e deputato della Lega. Buon lavoro Raffaele, Buon a lavoro presto. e buon saluto agli ascoltatori. Grazie. Qui Parlamento. Chiudiamo la nostra rubrica all'interno della rassegna stampa e qui Parlamento e adesso do il benvenuto e il buongiorno, tornando alla rassegna stampa più propriamente, a Riccardo Nisoli, caporedattore e coordinatore delle pagine del Corriere di Bergamo, Corriere della Sera, Corriere che citiamo, testata che citiamo spesso anche in rassegna stampa, l'abbiamo fatto anche oggi, abbiamo modo di conoscerci un pochino meglio, cercheremo di farlo un po' con tutte le testate e i quotidiani che citiamo appunto nella rassegna stampa mattutina, per avere ancora più vivacità nella lettura dei giornali e anche per conoscere un po' meglio le realtà locali al di là dei titoli e degli articoli che leggiamo. Io ringrazio Riccardo che è con noi. Buongiorno Riccardo, grazie. Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ci sono due belli argomenti. A proposito di indagini, anche oggi il quotidiano, il Corriere di Bergamo, si occupa di una indagine su permessi falsi e mazzette, con 10 ordinanze di custodia cautelare e coinvolti sono anche un poliziotto e 3 vigili, l'ufficio immigrazione della questura, no? Noi abbiamo... Diciamo che prego. hanno fatto pulizia in casa propria, perché tutto è nato da un poliziotto che vedeva con sospetto un collega che gli portava sempre domande di cinesi da regolarizzare. A questo punto sono scattate le indagini e le indagini hanno portato a delineare un quadro di permessi falsi di soggiorno intorno ai quali ruotava un giro di mazzette, un giro per 600.000 euro, hanno detto i pubblici ministeri, e questa indagine ha portato a 10 arresti della squadra mobile, e tra questi c'è un agente della questura e 3 vigili urbani, oltre a una candidata di Forza Italia. Ecco, non è nuova la questione, no? Evidentemente, sono già successe cose di questo genere. Quando succedono, quando capita che questi crimini siano repressi, giustamente uno dice, beh, insomma, le cose funzionano, no? A un certo punto. C'è anche la capacità di autoemendarsi, di indagare sui colleghi. Certo, il questore infatti, questore Auriemma ha toccato proprio questo tasto, perché dice l'importante è avere la capacità di vedere dove le cose non funzionano e reagire tempestivamente. Questo è riuscito a fare alla questura di Bergamo. Ecco, l'altra notizia, o meglio, l'altro argomento interessante oggi in prima pagina è relativo a una indagine sulla qualità della vita a Bergamo, città promossa anche da destra, titola oggi il Corriere di Bergamo. Si va al voto naturalmente a Bergamo, c'è stato un sondaggio Ipsos per il Corriere in 4 puntate, inizia oggi con la qualità della vita. Il giudizio dei bergamaschi è ampiamente positivo, il 92% dice che la qualità della vita in città è buona. No? Sì, sono il 92% dei cittadini e c'è anche una parte di elettorato della Lega e del Movimento 5 Stelle che vede miglioramenti negli ultimi anni. C'è un dato molto interessante che riguarda il 40% di elettori di centrodestra che valuta positivamente la rotta intrapresa dalla giunta Gori. Perché questo dato è rilevante? È rilevante perché in vista di un possibile voto disgiunto, alcuni elettori di centrodestra potrebbero votare Lega alle europee e Gori alle comunali. Quel che emerge dalla prima puntata del sondaggio, insomma, è che per Stucchi Stucchi è il candidato leghista, non sarà certo una passeggiata. Diciamo che si profila una sfida molto appassionante, perché Gori è un sindaco uscente, molto conosciuto, ha fatto il sindaco a tempo pieno, studia i problemi, non lo si coglie mai impreparato, ha un'idea di città che sta portando avanti. Ma Stucchi, diciamo che ha il vento di Salvini in poppa, gode di un consenso abbastanza trasversale anche tra i non leghisti, la sua popolarità è in crescita,
ha un solido bagaglio politico a livello nazionale che sta mettendo a frutto per studiare i problemi locali. Ecco, tra l'altro fa riferimento alla campagna elettorale per il sindaco e consiglio comunale di Bergamo, anche la prima pagina del Corriere di oggi dice: il Corriere sono le grandi opere a unire ma nel contempo a dividere i candidati sindaci di Bergamo dopo il confronto che c'è stato in Confindustria. Ecco, secondo te, Riccardo, oltre alla questione delle grandi opere, perché credo che in molte amministrazioni, mi viene in mente anche Milano con Sala, no? Fondamentalmente ci sia una buona dose di pragmatismo, lo stesso di Gori a Bergamo, no? che in qualche modo piace trasversalmente, no? Nell'amministrare la cosa pubblica. Ecco, oltre a questo, oltre al tema delle grandi opere, su che cosa si giocherà secondo te questa campagna elettorale? Ma secondo me si giocherà soprattutto sul parcheggio. Perché insomma tu dicevi prima l'effetto Salvini, ok, però per una popolazione appunto pragmatica come quella di Bergamo e per buona parte anche di Milano, non è che basta il nome, no? Basta la parola, come diceva il vecchio slogan, ci vuole qualcos'altro probabilmente. Allora, secondo me si giocherà soprattutto sul tema dei parcheggi, sì. E qua ci sono due ricette molto diverse, perché Gori a un certo punto del suo mandato ha fatto pagare i parcheggi, la sosta in centro anche nel weekend, e questo ha portato un po' di scontento ovviamente. Adesso che il candidato Stucchi leghista propone di mettere il disco orario, di non far pagare più la sosta in centro nei weekend, Gori ha replicato dicendo lasciamo la sosta in centro nei weekend a pagamento, ma facciamo dei parcheggi nelle periferie, parcheggi che saranno gratis o quasi gratis, parcheggi di raccordo per poi andare in centro con i mezzi pubblici. Sono due modi di vedere molto diversi, ovviamente, due concezioni diverse della mobilità. Vedremo in questi giorni, tra oggi e domani, avremo i risultati dal sondaggio Ipsos che stiamo pubblicando, avremo i dati anche su questa questione. Bene, allora io ti ringrazio per questo piccolo focus, grazie a Riccardo Nisoli, caporedattore del Corriere di Bergamo. Buon lavoro Riccardo, avremo modo di risentirci, è stata una chiacchierata, una conoscenza preliminare, ma ti ringrazio per la tua disponibilità che arricchisce questa rassegna stampa. Grazie a Riccardo Nisoli, buon lavoro, buona giornata. Intanto noi torniamo brevissimamente appunto alla rassegna stampa, abbiamo pochi minuti prima di concludere e poi proseguiamo liberamente il nostro discorso anche con voi nello spazio sulla notizia, dopo le notizie della rassegna stampa. Eravamo al giornale, dove oggi per la verità non c'è molto di diverso rispetto agli altri quotidiani, ma facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata alle cronache locali, territoriali, giusto appunto. Abbiamo parlato con il caporedattore del Corriere di Bergamo e torniamo al Corriere invece in cronaca milanese. Islamico e candidato azzurro, c'è un ritratto di Amir Atrus, 27 anni, candidato di Forza Italia, figlio di tunisini arrivati in Italia una vita fa, ha pregato davanti al Palasciarpa in una piccola moschea di Saronno, oggi prova la corsa a Bruxelles in Europa col partito di Berlusconi. Ha studiato in statale, si è laureato in management pubblico e candidato al Parlamento europeo. Sulle moschee, dice, vanno regolarizzate imponendo i sermoni in italiano. È contrario allo ius soli, perché la cittadinanza va meritata. E poi sempre sul Corriere in cronaca lombarda, dalla Valtellina allarme spaccio a scuola, un adolescente su 5 usa droga, hashish e cocaina, il passaggio da consumatore a spacciatore è breve, i prof devono vigilare. Il Corriere poi intervista Ottavio Giulio Rizzo, 48enne candidato PD alle prossime comunali di Pavia, che ha pubblicato un post su Facebook in cui ha messo a testa in giù Matteo Salvini dopo il discorso dal balcone di Forlì da cui parlò anche Mussolini. Un errore il post su Salvini, ma ricevo minacce di morte, dice il candidato che è anche professore alla Statale di Milano. Una roba invece decisamente bella è la mostra sulla Magnum in corso. Si inaugura anzi questa sera al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, ingresso in piazza Sant'Eustorgio, da domani al 6 ottobre.
Magnum era un'agenzia nata appunto subito nel dopoguerra, nel 1947, su basi cooperative, un'agenzia fotografica. La prima mostra in assoluto è questa di Milano, realizzata da questa celeberrima, la più celebre forse agenzia fotografica e fotogiornalistica al mondo, creata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e altri nomi mitici della fotografia, con il titolo Il volto del tempo. Al Museo Diocesano 83 immagini che celebrano la prima mostra della famosa agenzia, quella lì, appunto, Il volto del tempo, da Robert Capa a Inge Morat, lo sguardo sul Novecento di 8 padri del fotogiornalismo. Si inaugura stasera fino al 6 ottobre. Magnum First, la prima mostra di Magnum che si inaugura stasera, appunto, ha una storia affascinante. È la prima mostra in assoluto realizzata dalla più celebre agenzia fotogiornalistica al mondo. Con il titolo, appunto, Il volto del tempo, la mostra era stata presentata nel giugno del 55 a Innsbruck fino al febbraio del 56. Dopo 50 anni, nel 2006, è tornata alla luce tutto l'imballo di quella mitica mostra di tanto tempo fa. In 2 casse, 83 fotografie montate su pannelli di legno colorati. Quindi ritorna quella mitica mostra. Ci sono foto di Gandhi, foto del periodo immediatamente successivo alla fine della guerra, insomma è una mostra da vedere. Al Museo Diocesano, che è anche un luogo molto bello, tra l'altro, e c'è un quadro dei fratelli Campi, che sono stati pittori magnifici pre-caravaggeschi lombardi di assoluta bellezza. Andateci. Mentre a proposito di Milano, il giornale si occupa dell'asso lombarda, con gli industriali lombardi che scendono in campo. Il sovranismo è un delitto, dice il presidente Carlo Bonomi. Non è un errore il sovranismo, è un delitto, dice il presidente di Asso Lombarda, il cui allarme risuona al Teatro Franco Parenti alla presentazione del libro Il valore dell'Europa, libro bianco che gli industriali milanesi hanno realizzato con le università di Milano e Pavia. Chiaramente europeista è il messaggio complessivo recapitato alla politica. Poi c'è il sindaco di Milano Sala che sfida Salvini. Salvini vorrebbe per Milano un sindaco con le palle. Sono totalmente d'accordo con lui. Per gestire una città serve coraggio. Lui lo dimostra imbracciando un mitra. Io gestendo le cose difficili, dice Beppe Sala alla vigilia della tappa del viceministro Salvini in città. Oggi inaugurerà l'agenzia per i beni confiscati alle mafie. Ribatte Sala al desiderio espresso dal leader leghista in un comizio a Mazzara del Vallo di avere anche per la sua città un primo cittadino con gli attributi. Con ciò ci fermiamo un attimo, poi per la verità abbiamo modo anche di dare altre notizie di cronaca locale interessanti, ma comunque tra poco ci risentiamo con Sulla Notizia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Per l'appuntamento promozionale di oggi con l'olio Acerbis siamo direttamente collegati con lui, con Alberto Acerbis. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao bello, buongiorno a te. Oh, finalmente ti sento qualche volta, come stai? Ma benissimo, benissimo Alberto, qui stiamo tutti bene anche grazie al tuo olio. Ecco, bene, mi fa piacere, preparalo perché adesso arrivano gli asparagi, mi raccomando, l'insalatina, i pomodori. Ok, allora state attenti, non è uno scherzo questo, perché Alberto, se a me piace scherzare ci mancherebbe, mio nonno diceva cuore allegro
il cielo aiuta. 3 bottiglie di fresco di frantoio, quello da litro da usare a crudo in cottura, straordinario, più 3 bottiglie del primo novello etichetta nera che tanti di voi stanno aspettando, perché proponiamo in questo periodo il nostro olio top gamma da usare a crudo, asparagi, ridici, rani, punduri, insomma l'olio per eccellenza da usare a crudo. 3 più 3, 68 euro anziché 72, trasporto non lo pagate, e con l'aggiunta di 5 euro, lo ripeto perché Mariga mi ha capito, di 5 euro una bistecchiera stratosferica, bellissima da usare in questo periodo, una bistecchiera enorme, bella, manico reclinabile, stupenda. Chiamate questo numero 030 68 40 408, 030 68 40 408, vale per le prime 30 telefonate dicendo ascolto Radio Padania Libera, ok? Quindi chiamate adesso, pronti? Via le telefonate. Mio nonno mi diceva sempre, Alberto, ricorda sempre che l'olio bulve regalo. Ciao, chiamate, alla prossima. Ciao. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché c'è Giulio Cainarca. Non telefonate quando torna Giulio. Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca. Avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smettila di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagati, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per l'Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? Ah, è bellissimo, a che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sia quell'altro, come si chiama? Giulio Cainarca. Alle 10:40, alle 10:40, sì. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà, dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppa parappa, bidi bodi, ye papparappa. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Revelotte di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente, potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio con tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, da sapere io, volevo sapere azione. La specialità della casa.